di settimana a tutti voi, ben ritrovati in una nuova diretta della prima edizione di Antenna 3 Nord-Est. Come sempre tante le notizie che vi dobbiamo dare per questo inizio di settimana che si preannuncia con tante novità, a partire dall'incontro che a breve sarà convocato tra lo Stato e le Regioni per definire quali saranno le nuove modalità di quarantena, soprattutto per i soggetti positivi e asintomatici ma che hanno già ricevuto la terza dose di vaccino. È su questo confronto che si giocheranno le prossime trattative tra Stato e Regioni. Le richieste delle Regioni le sapete, Regioni ormai in affanno per tutta la questione legata al contact tracing e alla refertazione. E poi non solo, ci sono anche tante altre problematiche legate alla gestione di tutto il sistema sanitario del Veneto, a partire ad esempio da quello che è stato l'attacco hacker che c'è stato all'ULSS 6 di Padova. E per questo andiamo subito a collegarci con la nostra Chiara Gaiani da Padova, perché ci sono degli aggiornamenti, sono stati pubblicati alcuni dati sensibili di alcuni pazienti con alcuni giorni di anticipo rispetto a quella che era stata la minaccia palesata sul web alcuni giorni fa. Allora Chiara, quali sono le novità? Buongiorno. Buongiorno a te Anna, buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, ti confermo, sono stati pubblicati alle 23:30 di sabato 16 gennaio 9.346 dati suddivisi in 51 cartelle. La minaccia, in realtà l'ultimatum dato da questi pirati all'azienda ULSS 6 Ogane, ricordiamo l'attacco è stato scatenato nella notte del 3 dicembre, scadeva proprio sabato scorso. All'inizio, insomma, nella giornata di sabato era stata data una sorta di proroga, altri 3 giorni per pagare il riscatto che era stato chiesto. Invece alle 23:30 di sabato questi primi oltre 9.000 dati sono stati pubblicati. Si tratta di dati che riguardano l'ospedale di Schiavonia. La maggior parte di queste cartelle hanno un contenuto di carattere amministrativo, quindi si tratta appunto di file di tipo gestionale, di procedure, di verbali, ma ci sono anche dei file con dati personali e sanitari che riguardano pazienti che si sono rivolti all'ospedale di Schiavonia. Sappiamo che c'è un'indagine in corso, sta lavorando l'ULSS insieme con la Procura della Repubblica, un attacco molto pesante. L'ULSS ha messo a disposizione dei cittadini utenti che però verranno contattati direttamente dall'ULSS nei prossimi giorni un numero verde dedicato, ve lo leggo, 800 184 779, e anche un indirizzo di posta elettronica rpd@ulss6veneto.it. Però ovviamente insomma il timore è che ormai manca circa un giorno a questo ultimatum, che altri dati possono essere messi online. Si tratta di dati pubblicati sul dark web, quindi un web parallelo. Anche su questo l'ULSS ha precisato, si tratta di dati che sono appunto arrivati in modo illegale, quindi non possono essere usati se non in modo altrettanto illegale. C'è quindi anche un pericolo nell'utilizzo di questi dati. Pazienti che verranno, lo ricordo, contattati direttamente dall'ULSS per dare comunicazione di questo. Senti Chiara, ci confermi che anche per quanto riguarda Padova la situazione per la prenotazione dei tamponi è in affanno? Ci sono almeno 7-10 giorni di attesa per prenotare un tampone? Sì, guarda, abbiamo tenuto sotto controllo il sito di prenotazione dell'ULSS per tutta la mattinata, proprio per verificare segnalazioni che so sono arrivate anche alla vostra redazione. Non ci sono di fatto posti disponibili, se non aggiornando continuamente il portale dell'ULSS se ne libera tipo 1 o 2 che vengono di fatto rubati immediatamente. Resta disponibile un solo sito, quello di Rubano, però se ci entri alla fine non c'è disponibilità. In realtà poi quando si liberano anche questi pochi posti sono dei tamponi che si liberano a stretto giro, nel senso che alcuni posti sono disponibili per oggi, altri per domani, altri per dopodomani. È molto difficile anche la situazione per quanto riguarda l'azienda ospedaliera, perché per Padova ci sono 2 possibilità di prenotazioni diverse, il portale dell'ULSS 6 e quello dell'azienda ospedaliera. Qui si va al 20 per quanto riguarda un tampone per un bambino, un tampone pediatrico, quindi bambini e ragazzi fino ai 14 anni,
anni, per ragazzi e poi adulti dai 14 anni in su siamo al 24, quindi a lunedì prossimo. Davvero una situazione in affanno, io spero che in queste ore qualcosa si muova, sono sicura insomma che la sanità si sta muovendo. Noi abbiamo sentito i colleghi dell'ufficio stampa dell'ULSS che ovviamente ci hanno detto la situazione, lo sapete, è molto critica, fino alla settimana scorsa avevamo tutte le persone in coda, riuscivamo a fare tutti, ma c'erano folle di persone, anche 400 persone allo stadio Galno, abbiamo assistito con i nostri occhi, con il collega Francesco Rataia, quando è arrivata addirittura la polizia allo stadio Euganeo, proprio per l'esasperazione dei cittadini. D'altra parte anche questa è una situazione altrettanto difficile, immagino una famiglia che debba rivolgersi per un molecolare ad un centro privato perché gli finisce la quarantena, siamo capaci tutti di farli due conti, è una piccola fortuna. Chiara, grazie mille per il tuo intervento, buon lavoro per la vostra giornata, arrivederci. Grazie. Allora noi restiamo a Padova, avete sentito, refertazione, contact tracing in sofferenza, non è soltanto Padova ovviamente ma tutte le province del Veneto ad avere questi dati, anche perché sono molti i contagi anche nelle classi, tantissime sono le classi in quarantena nel nostro Veneto, isolamenti fiduciari, vere e proprie quarantene, quindi anche il sistema scolastico è in sofferenza. E allora se sono tante le strategie messe in campo per riuscire a combattere questo virus, la prima lo sappiamo, lo ripetiamo ormai come un mantra, è quella del vaccino, ve ne sono altre che abbiamo imparato a conoscere in questi 2 anni ma che forse spesso ci dimentichiamo. Allora io vorrei approfondire la ricerca che è stata co-condotta dall'Università di Padova insieme ad altre università d'Italia e non solo, con il dottor Francesco Picano che è collegato con noi. Buongiorno dottore, a capo di un progetto di ricerca del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli spettatori, buongiorno a lei, grazie dell'invito. Allora, il focus della vostra ricerca è il droplet e diciamo sostanzialmente l'importanza delle mascherine. Voi avete scoperto che ci sono varie condizioni che possono in qualche modo favorire il contagio da Covid-19, condizioni che sono ambientali ma anche diciamo come si muove il virus, a quale distanza diciamo può raggiungere, quindi infettare un soggetto con o senza mascherina. Allora intanto in qualche modo ci spiega, ci riassume l'esito di questa ricerca che appunto, come dicevamo, è stata condotta anche con altre università d'Europa. Sì, diciamo, questa ricerca nasce da una collaborazione con l'Università Politecnica di Vienna e di Chalmers in Svezia e in particolare abbiamo analizzato sulla base delle più recenti conoscenze in materia i modelli di trasmissione di queste goccioline infette che possono quindi passare da un individuo infetto ad uno sano e quindi trasmettere, diciamo, la malattia. Allora, in particolare quello che abbiamo osservato nel nostro modello è che queste distanze variano molto in funzione della temperatura ambientale o dell'umidità ambientale e anche in funzione del nostro evento respiratorio, come parlare o tossire, starnutire. Per fare un esempio, considerando ad esempio un colpo di tosse, una distanza di sicurezza può passare dai 2 metri in condizioni di media umidità ai 3 metri in condizioni di umidità particolarmente elevata. E inoltre nel nostro modello abbiamo anche considerato l'effetto di indossare delle mascherine e in particolare abbiamo osservato che sono un dispositivo eccellente nella prevenzione del rischio già a brevi distanze, praticamente indipendentemente dall'evento respiratorio, sia tossire, parlare, o della temperatura dell'aria, umidità, già a 1 metro si dimostrano praticamente nulli le possibilità di infezione, soprattutto però con le mascherine FFP2. Quindi noi possiamo ipotizzare che ad esempio la misura del metro e mezzo di distanza, che è stato ipotizzato fin dall'inizio come diciamo distanza di sicurezza, possa essere efficace a patto che venga utilizzata la mascherina. Mi viene in mente ad esempio la distanza tra i banchi di scuola che stanno tenendo i nostri ragazzi. C'è una differenza, no? In qualche modo lei lo sta specificando, tra la mascherina chirurgica e l'FFP2.
Sì, sicuramente già con una mascherina chirurgica, soprattutto sull'emissione di queste goccioline infettanti, sia una efficace barriera che rende già il metro di distanza una distanza, diciamo, di sicurezza. E l'FFP2 a maggior ragione riesce a ridurre ancora di più il rischio di contagio, anche riducendo ulteriormente questa distanza. Quindi dal nostro studio emerge come il dispositivo della mascherina chirurgica permette appunto di ridurre enormemente il rischio di contagio con distanze di circa 1 metro, come quelle che vengono utilizzate nelle classi. C'è da sottolineare che nelle scuole un altro importante dispositivo che potrebbe essere utilizzato è quello della ventilazione, per evitare che gli ambienti si possano saturare di aerosol col virus. Quindi, ad esempio, molto spesso si hanno le finestre aperte o sistemi di ventilazione che si aggiungono al dispositivo delle mascherine, che comunque risulta un dispositivo molto efficace. Risulta efficace, questo insomma è un dato importante. Sappiamo che adesso in taluni posti di lavoro, come appunto anche nelle scuole, è diventata obbligatoria l'FFP2, quindi in qualche modo ci stiamo arrivando. Ma a livello empirico, come siete riusciti ad ottenere questo risultato? Allora, nasce tutto dall'unico incontro che abbiamo svolto in presenza nel 2020, quindi l'anno in cui è esplosa la pandemia, in cui il professor Soldati mi invitò a una scuola avanzata ad Udine presso il CISM, un centro di ricerca per la meccanica, e essendo tutti esperti di flussi multifase, cioè di spray, iniziamo a parlare di distanziamento e sulle teorie, o meglio sulle teorie che erano state sviluppate, e abbiamo visto che la maggior parte di questi studi risalgono agli anni 30 e 40 e furono condotti a valle della pandemia di Spagnola. E quindi, analizzando questi studi, abbiamo detto: cerchiamo di aggiornare il più possibile sulla base delle conoscenze attuali e revisionare insomma tutto il meccanismo di trasmissione di queste goccioline droplet infettanti. E quindi, sulla base delle più recenti conoscenze, diciamo negli ultimi 10-20 anni, abbiamo un rischio di contagio. E quindi tutto nasce da lì, e in questo modello abbiamo potuto inserire differenti tipi di eventi, condizioni ambientali e l'effetto delle mascherine, che quindi vanno a raffinare la base su cui si fondano tutti i modelli di contagio e le distanze che utilizziamo per la sicurezza. Quindi differenti tipi di eventi sono differenti situazioni che noi comunemente si possono verificare. Adesso per esempio stiamo vedendo delle immagini, siamo all'aperto, abbiamo la mascherina, stiamo facendo un acquisto, siamo in periodo di saldi, ci sono state le vacanze natalizie e in qualche modo rispetto allo scorso anno la nostra vita si è potuta condurre con una normalità, una buona dose di normalità. Ecco, a questo proposito le chiedo, a breve, il 20 gennaio, quindi da giovedì, sarà fatto obbligo di avere il Green Pass proprio anche per entrare all'interno dei negozi, un negozio che è una situazione con un via vai di gente, comunque un posto al chiuso per molte ore. Ecco, questa è una delle situazioni che voi avete valutato nella vostra analisi, le diverse situazioni di cui lei sta parlando ora? Diciamo, noi abbiamo valutato soprattutto in funzione delle condizioni ambientali. Ad esempio, sappiamo benissimo che d'estate abbiamo una riduzione del contagio evidente, mentre in inverno abbiamo un moltiplicarsi di contagi di tutti i virus respiratori. E chiaramente questo può essere sia in parte dovuto sia al fatto che noi frequentiamo ambienti chiusi prevalentemente d'inverno rispetto all'estate, ma è sicuramente anche dovuto alle condizioni ambientali di temperatura e di umidità. Quindi noi ci siamo focalizzati molto su questo aspetto, anche per cercare appunto di rispondere a questo quesito, come mai d'estate abbiamo questa forte riduzione della trasmissione del virus, e cercare magari di includere nei modelli futuri epidemiologici questi aspetti come la temperatura ambientale e l'umidità, in modo da cercare di riuscire a descrivere meglio il fenomeno del contagio come evento collettivo. E
come abbiamo appena discusso prima, anche appunto l'effetto della mascherina, certo, che sembra determinante. Poi chiaramente sul Super Green Pass lì c'è anche l'effetto della vaccinazione, che ormai penso sia sotto l'occhio di tutti, il suo effetto sulla nostra vita, insomma, che è, come ha detto prima, quest'anno è ripresa in situazione, non dico normale, ma molto più simile alla normalità rispetto all'anno precedente. Che poi stiamo parlando di Covid, ma in realtà è un modello che racconta, descrive il contagio, che può essere applicato anche, voglio dire, a un'influenza, a qualsiasi tipo di virus, insomma, in circolazione, anche proprio le famose influenze invernali. Voi avete calcolato un dato che è interessante, cioè che senza mascherina il virus, cioè le goccioline infette, possono raggiungere una distanza di poco meno di 1 metro, mentre starnutendo si arriva addirittura ai 7 metri, cioè 7 metri, uno starnuto senza mascherina, il virus può correre ad una distanza fino ai 7 metri, quindi è un dato importante. In qualche modo è anche un dato che ci dice e preannuncia che ci vorrà molto tempo prima di liberarci delle mascherine, forse. Allora sì, questo infatti mostra quanto l'effetto delle mascherine sia importante, perché con la mascherina lo stesso starnuto non arriva oltre 1 metro come capacità di infettare. Allora, su questo aspetto è vero che uno starnuto arriva anche a 7 metri come, diciamo, rischio di infezione. È da osservare che chiaramente non tutti sanno che il flusso d'aria che emettiamo e goccioline durante uno starnuto arriva a 100 km/h, quindi è una velocità particolarmente rilevante, insomma, che spesso non aspettata, diciamo. Quindi noi, quando starnutendo, emettiamo questo getto d'aria e goccioline a 100 km/h, e per questo alcune goccioline riescono ad arrivare a questa distanza di 7 metri. Chiaramente senza protezioni, senza mascherina, senza mettere la mano, quindi è anche un evento, come dire, in cui è possibile il contagio, ma chiaramente non è un evento frequente, per questo che diciamo, non dobbiamo stare a 7 metri per poter non essere infettati, perché è un evento raro che uno starnutisca nella direzione di un'altra persona senza alcuna protezione, però sicuramente è possibile, e questo è stato anche in accordo con delle misure sperimentali in cui proprio con degli starnuti, quindi effettuati da persone, si è osservato questa distanza fino a 7 metri di alcune goccioline. Senti, l'ultima battuta le chiedo, tra i vari indicatori voi avete messo l'umidità, avete messo anche la carica virale, cioè, non so, forse la potremmo tradurre come la forza, la potenza del virus in quel momento, ma come si misura la carica virale? Allora, nel nostro modello noi abbiamo preso dei riferimenti chiaramente da dati di laboratorio ottenuti quindi da biologi, diciamo, quindi è un dato che noi abbiamo preso da altri studi in letteratura che certificavano differenti cariche virali. Allora questo è un altro dato importante, perché mostra come differenti cariche virali, quindi quantità di virus all'interno, diciamo, di millilitro di gocciolina, riescono a chiaramente cambiare la distanza di rischio, e quindi con alta carica virale si riesce, diciamo, a infettare anche a distanze maggiori, perché abbiamo una concentrazione di virus nelle goccioline più piccole e più grandi, che quindi riescono ad arrivare anche a distanze maggiori. Quindi questo è un altro aspetto che potrà essere, insomma, interessante anche per tutti gli studi relativi all'epidemiologia, in quanto è un qualcosa da tenere in considerazione anche sull'insorgere di nuovi virus, come diceva prima, o anche all'interno di SARS-CoV-2, che abbiamo visto anche avere differenti concentrazioni, ad esempio in estate, d'inverno, le cariche virali trovate nei tamponi hanno valori anche differenti. Certo, quindi sono tutti fattori, insomma, che si relazionano, no, tra di loro e ci danno poi un risultato epidemiologico diverso. Dottore, grazie per essere stato in nostra compagnia. Ovviamente i nostri complimenti vanno a lei e al gruppo di ricerca che lei sta guidando e ha guidato. Grazie a lei.
io ricordo, attenzione, lo leggo per non sbagliare, che questo studio è stato pubblicato sul Journal of Royal Society Interface, quindi insomma quello che avete scoperto ha valicato anche insomma i confini nazionali per essere pubblicato e letto da quante più persone possibili. Grazie dottore, grazie per essere stato con noi. Ringrazio anche tutti gli spettatori, vi ringrazio ancora per l'invito. Arrivederci, buon lavoro. Arrivederci, grazie. Francesco Picano, dottore dell'Università di Padova, a capo appunto, come dicevamo, del gruppo di ricerca del Dipartimento di Ingegneria Industriale. Noi ci fermiamo per un attimo, andiamo in pubblicità, poi abbiamo delle notizie da darvi, vi diremo anche qual è il sondaggio di Ring di questa sera e poi alle 12:30 è attesa una nuova conferenza stampa del Presidente Luca Zaia. Tra poco. Eccoci ben ritrovati, 12:25, siamo in attesa di assistere alla conferenza stampa convocata sempre presso la solita sede di Marghera che ormai ci siamo abituati a conoscere, conferenza stampa del Presidente Luca Zaia. Siamo in attesa di poter collegarci con lui e con la nostra troupe che si trova sul posto. Intanto però vediamo alcune notizie di cronaca. La prima ci porta a Rovigo, ci parla di droga, di un sequestro, un maxi sequestro di 50 kg di cocaina e 400.000 euro che sono stati trovati. 3 persone sono state arrestate, circa appunto 50 kg di coca sequestrati assieme a molto denaro al termine di un blitz antidroga della polizia di Rovigo. L'operazione risale al 14 gennaio scorso ed è stata resa nota solo questa mattina. La squadra mobile, in collaborazione con quella di Reggio Emilia, ha scoperto a Bosaro, Rovigo e nella provincia emiliana 2 involucri contenenti ciascuno più di 1 chilogrammo di cocaina, una piccola quantità di marijuana e una macchina per realizzare le confezioni sottovuoto. All'interno di un'automobile sono stati inoltre trovati 17.000 euro. Nelle perquisizioni dei soggetti coinvolti, 2 cittadini albanesi e una donna moldava, sono stati scoperti altri 39 panetti di cocaina di vario peso e contante per 390.000 euro. I 3 albanesi, lo ricordiamo, sono stati arrestati in flagranza per spaccio di sostanze stupefacenti. La cronaca poi ci porta invece ad Asolo, siamo nel Trevigiano, una mamma è uscita di strada autonomamente, la sua auto si è capovolta mentre stava portando i bambini a scuola. Siamo in via Bassane, feriti la mamma, i 2 minori, un bimbo di 10 anni e una bimba di 8, soccorsi da un'auto della polizia locale di passaggio in seguito da automedica e ambulanza della Pedemontana. Trauma facciale per la più piccola, trauma al collo per il ragazzo, dunque fortunatamente non sono in pericolo di vita. Sono stati portati tutti e 3 al pronto soccorso di Castelfranco Veneto. E poi vi dobbiamo dare un'altra notizia battuta dall'ANSA da pochi minuti ed è quella che ci parla della lettera di minacce che è stata recapitata probabilmente di matrice Novax a Palù, presidente AIFA, una lettera appunto con minacce di morte spedita all'indirizzo padovano del professor Giorgio Palù, componente del comitato tecnico scientifico. Lo confermano fonti ben informate, non si conosce il contenuto della missiva giunta nei giorni scorsi all'indirizzo dell'Istituto di Medicina Molecolare della Facoltà di Medicina dell'Università di Padova. Coro unanime ovviamente di solidarietà. Il primo a scrivere a Palù è stato proprio il sindaco di Padova Sergio Giordani. Pare che la matrice sia Novax, ma ovviamente ora le indagini sono in corso, noi riusciamo a darvi soltanto le primissime notizie. Siamo al sondaggio di Ring di questa sera, si parla ovviamente del Quirinale, il posto che sarà assegnato al posto di Mattarella. Allora, il nome che sta circolando in questi giorni, ovviamente lo sapete, è quello di Silvio Berlusconi. Dunque la domanda che vi vogliamo porre è questa: il centrodestra, Berlusconi al Quirinale, è giusto? Quindi è il candidato del centrodestra. Se siete d'accordo che si tratti di un buon candidato, la vostra risposta è dunque sì e dovete chiamare lo 0422 16 26 691. Se invece la vostra risposta è no, il numero da chiamare è lo 0422 16 26 690. Dunque il Presidente della Repubblica, il tema del sondaggio di Ring di questa sera, che sapete torna
come ogni lunedì a partire dalle 21:15, ma poi insomma la domanda del sondaggio ve la ripeteremo nel corso di questa nostra prima edizione. Andiamo ora a vedere la situazione nelle scuole, in attesa, come già vi dicevo, di collegarci con Marghera con la conferenza stampa convocata dal Presidente della Regione Luca Zaia. Ma intanto andiamo a vedere la situazione con centinaia di classi ormai in DAD, tracciamento molto difficile da gestire, soprattutto nel Trevigiano. L'ultimo dato è quello di venerdì sera, sono oltre 1000 nella Marca le classi con alunni positivi, 250 delle quali in quarantena, e nelle scuole sono giornate molto complicate. A creare problemi, oltre alla didattica integrata in molte classi, con studenti quindi che seguono da casa le lezioni ed altri in presenza, c'è la penuria di insegnanti, tra contagiati, in quarantena o, non molti per la verità, sospesi perché non vaccinati. Al Max Planck di Lancenigo, uno dei poli scolastici più grandi della provincia, manca circa il 10% del personale docente. Stiamo esaurendo il budget delle cosiddette ore eccedenti, che è un budget che ci viene fornito all'inizio dell'anno per poter far fronte eventualmente ad assenze estemporanee. Ora però sono diventate sistematiche e, non trovando il supplente al quale fare il contratto, cerchiamo di prendere personale che ha già fatto magari il suo orario settimanale. E se la situazione dovesse ancora peggiorare, il ricorso alla DAD sarà inevitabile, a prescindere dai contagi tra gli studenti. Per cercare di tutelare, di fare un servizio che sia il migliore possibile in questo momento, le dico che ci stiamo veramente arrabattando con molti strumenti. È chiaro che se aumenta questo numero di personale assente e esauriamo anche le possibilità di poter retribuire il personale che fa un numero di ore notevolmente superiore al suo orario, non saremo più in grado di garantire per alcune classi questa didattica in presenza. Quindi estrema ratio, molto probabilmente dovremo mettere delle classi in didattica a distanza completamente, a prescindere dal Covid. Ecco, avete sentito dunque didattica a distanza anche in caso di ragazzi positivi in classe. Andiamo subito a Marghera, che c'è il Presidente Zaia per la conferenza. C'è in arrivo. Ci hanno detto che arriverà, no? Ecco qua in arrivo. Buongiorno. È pronta la valigia per Roma? Valigia per Roma? Per una settimana, quanto sta? No. Perché no? No, stiamo veloci. Spero. Darei inizio intanto, li conoscete, sono due personaggi famosi ormai per il Veneto, la dottoressa Russo alla mia destra e il professor Baldo, che è fra l'altro ordinario di igiene all'Università di Padova, oltre a tutta una serie di cariche e di attività che fa. Però oggi è qui per presentare uno studio che gli abbiamo chiesto ancora qualche mese fa, ovvero rispondere a un quesito che è quello che tutti noi cittadini ci facciamo: ma il vaccino effettivamente che efficacia ha sull'ospedalizzazione, sul tema della reinfezione, su temi importanti come quelle dell'ammalarsi, la durata eccetera? E il professor Baldo porta un suo studio che è stato anche pubblicato, quindi per correttezza ha anche voluto che fosse pubblicato, oggi c'è e penso che sia una novità assoluta a livello internazionale. Poi ne parlerà il professor Baldo. La dottoressa Russo, dopo il professor Baldo, darà un punto nave, come dico io, di quello che è lo stato dell'arte. Avete visto quanto dibattito sta nascendo a livello nazionale? Da dove era partito il dibattito? Da qui. Modificazione di caso, rivediamo il colore delle zone, cerchiamo di semplificare, il tampone a fine quarantena, a fine isolamento, col tampone che si possa fare in farmacia piuttosto che dal medico di base, i punti tampone. Allora, come al solito, no?
C'è stata tutta questo cerimoniale di dibattito, grandi dibattiti, ma Zaia dice cose che non stanno né in cielo né in terra, e alla fine, avete visto, pian piano si arriverà, sembra che ci sia ministro che voglia fare tra oggi e domani una riunione urgente. Ho visto le dichiarazioni di entrambi i sottosegretari e vedo che sta diventando sempre più realtà quello che dicevamo, non so, l'autotest, ecco, un'altra roba della quale noi parliamo ormai da 22 mesi. Allora, però, torniamo alla realtà. Tamponi molecolari 8.701.125, tamponi rapidi 15.009.899. Totale dei tamponi, dei test fatti dal 21 febbraio 2020 sono 23.711.024, 23.711.024. Anche ieri, assistendo a un dibattito in televisione, cioè, tra me, mentre parlavamo, facevo un ragionamento. Il cittadino che guarda e sente dire ma il molecolare bisogna fare il molecolare per essere certi, cioè al cittadino va spiegata una cosa fondamentale, che i molecolari non si possono fare con la stessa agilità e soprattutto con la stessa, diciamo, numerosità dei rapidi, perché giustamente la signora Maria che è a casa dice ma scusate, se dite che il molecolare funziona, perché fate tutti questi test rapidi? Perché ad esempio in Veneto, lo vedete da questi numeri, considerate che i test rapidi sono comparsi sulla scena mesi dopo i molecolari, in Veneto noi riusciamo a fare 25-27.000 test molecolari al massimo, stressando la macchina, e il resto bisogna arrivarci con i test rapidi. Tutto qua. Lo dico perché non ci servono lezioni sull'efficacia dei test, ma come dice l'ECDC, usate anche i test antigenici rapidi, perché quando il virus gira, cioè ovvero quando c'è tanto pesce in mare, usate pure anche una maglia larga della rete, ma il pescato sarà sempre tanto. Ed è esattamente quello che sta accadendo. Tradotto in soldoni, noi ogni giorno intercettiamo migliaia di positivi con i test rapidi che altrimenti non scopriremo mai, punto. Positivi nelle 24 ore, 6.381. Ricordatevi questo dato, che dopo devo dirvi una cosa, guardate, lo lascio qua. 6.381 con 50.302 test. Quindi ieri di domenica abbiamo fatto 50.302 test e l'incidenza percentuale della nostra positività, che è l'unico aspetto certo e solido di tutti questi dati che quotidianamente monitoriamo, è 12,69. Se voi andate a vedere la percentuale di positivi sui test nostri tutti i giorni, siamo di gran lunga tra gli ultimi 4 come incidenza, 5, ultimi 4-5 tra tutte le regioni d'Italia, siamo di gran lunga di sotto la media nazionale e stiamo anche calando di percentuale di incidenza, se osservate, perché eravamo arrivati in una punta del 18 e rotti, adesso siamo al 12. Totale dei positivi, numero dei positivi dall'inizio dell'infezione 887.888, è quasi un numero perfetto se quel 7 fosse un 8. Questi sono tutti coloro che sono positivi sintomatici o asintomatici, che si sono, diciamo, intercettati con i 23 milioni di test del Veneto. Positivi di oggi 256.274, è inevitabile, se abbiamo avuto almeno quasi un mese a 15-20.000 contagiati al giorno, non è che questi numeri non vengono fuori. Ma i ricoverati sono 1.971. Più 38. Così suddivisi questi 1.971. 205 in terapia intensiva, 1.766 in area non critica. Vedete che balliamo sempre attorno a 2.000 unità. L'attività ospedaliera extra Covid occupa ancora 270 terapie intensive,
occupate da pazienti non Covid, che portano un totale di quasi 500 terapie intensive, sommandole ai Covid, perché sono 475 terapie intensive attive in questo momento in Veneto, delle quali 205 Covid e 270 non Covid. Totale dei decessi 12.753 più 28. Totale dei dimessi più 63, 26.665. Allora, alcune considerazioni veloci, perché voglio lasciare spazio anche agli altri due relatori, che hanno sicuramente cose importanti da dirvi. Prima roba, è innegabile, ciao Marco, sei scusato, non preoccuparti. È innegabile che da qualche giorno, tocchiamo a ferro, adesso non so se è politically correct toccare ferro in questo paese, e che non ho fatto altro, sembra ci sia una fase di plateau, cioè che la curva comunque si sia raffreddata e si sia appiattita, cioè una curva che ha fatto così, sostanzialmente la nostra curva fa così, piccole riseghe, ma adesso sta facendo così, sono 4-5 giorni, la si vede bene nei grafici che io tutte le mattine vedo, che vediamo, prima sto parlando del trend regionale, e poi trend per ULS, si vede che sono 5-6 giorni che comunque è successo qualcosa. Se poi si rimpenna, questo non ve lo so dire, ma di certo è che questa settimana è quella cruciale. Abbiamo un dato nella sua negatività positivo, negatività perché? Perché ragazzi, avere 200 persone in terapia intensiva non è una passeggiata, e quindi va il mio ringraziamento a tutti gli operatori sanitari per lo sforzo che stiamo chiedendo per le terapie intensive e per le aree non critiche. Parlo delle infettive, parlo di malattie infettive, parlo delle pneumologie, parlo di tutti i comparti, insomma, dove ci sono le microbiologie, insomma tutti quelli che lavorano, insomma, adesso mi perdoneranno tutti quelli che ho ricordato. Se da un lato c'è questo aspetto, dall'altro c'è da dire che ormai da una decina di giorni siamo lì. Avete visto anche con dei giorni di calo importante, attorno alle 200 unità in terapia intensiva. Questo è un bel segnale, È un bel segnale, perché comunque poi ce lo dirà, immagino bene, il professor Baldo, è chiaro che il vaccino ha fatto il suo lavoro, perché se no noi non avremmo avuto questi esiti. Poi il professore vi parlerà anche di numeri. Penso che ad oggi possiamo dire di aver scontato i bagordi e le feste di Natale. Scontato vuol dire che nella contabilità sanitaria il paziente che entra oggi è distante dall'ultimo dell'anno e dalle feste di Natale, perché Omicron in 3-4 giorni ti dà la positività. Peraltro giustifico l'assessore Lanzarin perché è positiva da oggi, e anche il dottor Flor, che vi salutano, asintomatici, terze dosi, però mi hanno pregato di comunicarlo questo. Però stavamo dicendo, i pazienti di oggi non sono i pazienti reduci dalle festività, quindi anche per questo probabilmente la curva sembra si stia raffreddando. Allora noi dobbiamo adesso cercare di capire se questa settimana potrebbe, uso condizionali, rappresentare il giro di boa, oppure ci prelude a scenari ancora non raffreddati, perché i dati nostri sono questi oggi. Area medica siamo al 25% di occupazione, tondo, 25, ci mancano 5 punti per passare al 30 e quindi siamo in arancione. Terapie intensive sono al 20%, sono proprio, se voi aveste avuto il numero di venerdì/sabato, erano anche scese sotto il 20%, erano arrivate al 18,3%.
Quindi erano diventate, come si può dire, ci aiutavano di più a restare in giallo. Però oggi sono il 20%, quindi sono da arancione. RConT 1,31, incidenza, se ancora ha un senso valutare l'incidenza, 2.403 su 100.000. Capite che se fossimo stati a febbraio 2020 con incidenza di 2.403 avevamo una strage. Oggi è tutta un'altra storia. È uno scenario che cambia, le vaccinazioni procedono a sprombattuto, 38.000 vaccinazioni anche ieri, quasi 39.000. Di booster abbiamo già inoculato 2.339.000 dosi, 2.339.000 dosi. La copertura vaccinale dei veneti è dell'88,6%, quindi quell'obiettivo del 90% lo raggiungiamo. Guardate, da conti che facciamo, noi siamo fiduciosi che per metà febbraio dovremo averlo raggiunto, il 90%, se continuerà così. Sì, vaccinabile ovviamente, quindi stiamo parlando dei 5 in su. Tra l'altro i 5 e 11 siamo già a 1 su 3 vaccinati, siamo al 27%, quasi 1 su 3. Funzionano gli open day del fine settimana, più che andare in giro per le scuole a vaccinare bambini, sono super frequentati e annuncio che li continueremo a fare. Perché i genitori, fra l'altro abbiamo molti genitori che si fanno la prima dose assieme ai propri figli. Sentite, noi la sfera della verità non ce l'abbiamo. Da un lato stiamo tirando un po' un sospiro di sollievo perché con questi numeri, senza vaccini, so che il professor Baldo sta concludendo anche uno studio per questo e ce lo porterà. Con questi numeri, senza vaccini, ho l'impressione dei numeri che ho visto che sarebbe una strage. Ma li dirà a suo tempo il professor Baldo, ma a suo tempo vuol dire in giro una settimana, 10 giorni. Noi li abbiamo già visti i numeri. Dall'altro c'è da dire che oggi siamo ormai in presenza di 2 varianti, l'Omicron e la Delta. La Delta è un po' più carognosa perché comunque attacca le basse vie respiratorie, l'Omicron resta più alta, no? Cioè, ci grazia i polmoni, sembra. Qualcuno dice il virus si è raffreddorizzato. Diciamo che il virus non è che si è raffreddorizzato, non bisogna scherzare con il virus e neanche fare gli eroi andare a dire in giro che tu te lo vai a prendere per avere il Green Pass. Però lo dico in generale perché li sento anche qua in Veneto questi discorsi, però è pur vero che la mole, e questo ve lo voglio sottolineare, di asintomatici ci induce a fare delle riflessioni che prima sarebbe stato impossibile e inadeguato farle, e forse anche poco scientifico farle. Sappiamo tutti del rischio dell'asintomatico contaminatore, ma ormai è altrettanto dimostrato che in alcuni casi l'asintomatico non contagia. Nel senso che si sente la comunità scientifica dire che non basta essere positivo per essere contagioso. Ovvio che è tutto uno studio che è in evoluzione, questo è poco ma sicuro, però a volte magari la positività è un pezzo di virus che non è. Vi ricordate quando si parlava di molecolari, delle amplificazioni e si arrivava anche a 40 amplificazioni del virus? A quel punto trovi pezzi di virus, ti dà la positività, tanto è vero che poi il legislatore intervenne dicendo sopra un certo numero di amplificazioni di laboratorio sei positivo sulla carta ma non lo sei, lo sei di fatto, ma non anzi lo sei di diritto ma non lo sei di fatto. A noi interessa sottolineare, poi la dottoressa Russo ve lo dirà, che noi abbiamo fatto proposta con la modificazione della definizione di caso, cosa che dice l'ECDC, non lo dice Zaia che è venuto dalla campagna secondo qualche scienziato, lo dice l'ECDC, che è l'organo di riferimento di tutti gli stati membri europei
per quanto riguarda questi temi. L'utilizzo dei fai da te, e qua dico anche magari avendo più fiducia dei cittadini, perché non può essere giustificazione pensare sempre che i cittadini siano dei poco di buono. Lo dico perché io ho visto i commenti quando noi abbiamo lanciato il primo fai da te, sembrava che il problema non fosse cercare il virus, è di non dare lo strumento in mano al cittadino. Il cittadino è un delinquente per definizione, ma non è così. E poi tutta una serie di misure, ad esempio quella dei tamponi a fine quarantena, a fine isolamento, che si possono fare direttamente in farmacia o dal medico di base utilizzando la prima generazione, ma anche più semplificazione, la modificazione del colore delle zone, insomma tutte queste robe, la dottoressa Russo vi parlerà. Da parte mia dico che siamo ancora preoccupati, non stiamo abbassando la guardia, assolutamente. E guardate, ci troviamo nel crinale, dobbiamo capire se c'è il precipizio oppure c'è terra salda e quindi ce la sfanghiamo. Però sta settimana è cruciale, è centrale. Non lo è solo per il Quirinale, lo è anche per il virus che a noi qui in Veneto insomma ci interessa tanto. Guardate che non possiamo pensare di mandare in isolamento metà Veneto. E sono imprese che hanno difficoltà a mantenere aperti i processi produttivi per due motivi: mancanza di personale, perché è quarantenato o isolato, e il costo delle materie prime, cioè il combinato disposto di un disastro. Il mio pensiero va a molte imprese, dalle discoteche, il mondo del turismo, le imprese energivore, tutti quelli che sono oggi in difficoltà. Domande ragazzi? Passiamo al professor Baldo. Allora si è prenotato Marco Bonet, poi Cristina Giacomuzzo, Alda Vanzan e vediamo. Sì, non vorrei sembrare l'ultimo arrivato, fa la domanda per prima, non vorrei sembrare scortese. No, due domande. Il primo è sulle difficoltà che permangono nel fare i tamponi, nel senso che sebbene adesso si sia in un plateau, dal territorio, da un po' da tutte le province si manifestano le code enormi, gente arrabbiatissima perché viene rimandata indietro. Allora mi chiedevo, mi pareva di aver capito che delle soluzioni fossero state approntate rispetto ai test in farmacia, alle convenzioni con i privati. Volevo dei chiarimenti su questo perché sì, finché la curva non scende dopo la dottoressa Russo ve ne parlerà, però è vera una cosa, che noi siamo passati a 20.000, 19.000, 18.000, 13.000 di ieri, 6.000. Se questo è il trend, se dovesse diventare un trend e non solo una contabilità di aggiustamento di queste giornate, dovremmo avere già di fatto naturalmente meno pressione, perché vuol dire ridurla di un terzo, perché se da 20.000 passi a 6.000 contagiati è un quarto quasi, scusatemi, 5,420, giusto? Dall'altro tutte le proposte che stiamo facendo da settimane rispetto alla semplificazione vanno in questa direzione. Ma non sono operative, quindi? Adesso sembra, ho visto le dichiarazioni del sottosegretario Sileri, del sottosegretario Costa, del ministro che ha detto che vuole convocare una riunione urgente. Noi abbiamo tutte le carte che per il tramite della dottoressa Russo abbiamo presentato come richieste, ma il problema è che noi siamo al fronte e i problemi li abbiamo sollevati dal primo istante. Cioè, a me piange il cuore sentire mamme che stanno 3-4 ore in coda col bimbo piccolo per fare il tampone. Come dall'altra parte abbiamo mamme che hanno a intermittenza il bimbo a casa in isolamento perché è in scuola primaria, ogni volta che c'è un caso il bimbo torna a casa, rimbalza a casa, cose che noi avevamo detto che sarebbero accadute. Va bene, l'altra invece è il caso di Padova, degli hacker, no? Lì c'è un'inchiesta, c'è la procura che si sta occupando, peraltro io non sarei neanche in grado di parlare. No, facevo due domande, sì. non di penale, sì. Le mie domande sono queste. La prima è se in qualche maniera le altre USL come sono messe, cioè se c'è un rischio di questo tipo anche per le altre USL. L'altra è se a livello amministrativo ci sono delle responsabilità, avete fatto un'ispezione interna, cioè c'è qualcuno che è responsabile di quello che è successo? Grazie. Ma guarda, allora, da quello che so io, il rischio c'è sempre dappertutto, no, nella vita, visto considerato che c'è sempre uno più furbo di te poi alla fine, no? La nostra dimensione di tutela è quella di comprare con delle gare dei software e dei servizi che ci possano blindare i nostri sistemi informatici, punto.
2 mesi fa parlavamo dell'attacco hacker in Lazio, e poi altre aziende di Stato, eccetera. Quindi io mi fermo qui rispetto a tutto quello che hai chiesto, indagini, inchieste, verifiche, eccetera. Noi abbiamo un rapporto solido con la Procura che sta lavorando, però non abbiamo pagato riscatti, quindi mi spiace, hanno anche lavorato tanto per niente. Che poi io non so se sta roba è una roba di una persona fisica, di uno che è lì, che fa queste robe, o se è una questione di macchine, di algoritmi, di robe, di intelligenza artificiale, non ho ben capito. È un mondo che non conosciamo, però è un mondo pericolosissimo. Sì. So che li stanno rintracciando, chiamando. Prego. Cristina Giacomuzzo. Buongiorno, intanto volevo chiederle una precisazione. Prego. È stata annunciata una riunione urgente con le regioni sì. e il governo, non c'è una data, non c'è... No, il ministro ha dichiarato, a ore ha detto il ministro, ha dichiarato che vuole fare conoscendolo penso che prima di notte la fa. Io l'ho sentito anche ieri, il ministro ieri, anche l'altro ieri, insomma ci sentiamo col ministro. Immagino che la farà prima di notte o domani al massimo, noi siamo a disposizione come regioni. Allora, per avere un'idea dei tempi. L'altra cosa, Presidente, in Emilia Romagna sta partendo un'iniziativa che riguarda solamente le persone che hanno fatto il booster o sono guarite, e c'è la possibilità di farsi il tampone in autosomministrazione e poi in qualche modo comunicare l'esito al servizio pubblico nazionale e regionale in questo caso. Lei cosa ne pensa di questa iniziativa? È replicabile anche qui in Veneto? Allora sentite, tanto questa qui è made in Veneto, siete voi i testimoni. 22 mesi fa Rigoli era seduto qui, vi ha mostrato il primo tampone fai da te al mondo, 5 giorni dopo l'hanno presentato agli Stati Uniti, vi ha detto vedete che c'è la tessera sanitaria, c'è il QR code, uno se lo fa a casa, andate a vedervi la registrazione, se lo fa a casa fotografa il QR code, lo invia perché il tampone l'ho avuto dalla farmacia dove se lo va a ritirare, si autoregistra e la chiudiamo lì. Secondo me è la roba più intelligente del mondo. Quali sono stati i commenti? 2. Test rapidi non funzionano. E il secondo commento qual è stato? Dei cittadini non ci si può fidare. Io invece dico che queste iniziative vanno bene. Ovvio che, come si può dire, dopo 22 mesi che lo chiediamo, ci stiamo anche chiedendo a sto punto che sta roba diventi pubblica per tutti, perché noi siamo stati ligi a far carte, controcarte, anche ultimamente ne abbiamo mandato una anche il 4 di gennaio, ma ne abbiamo quintali di carte sui test fai da te. Vi ricordate che vi ho detto guardate che finalmente il CDC ha detto ricorrete ai test fai da te, a Natale lo abbiamo anche detto, se andate a una cena fatevi un test, una riunione. Quindi ben vengano queste iniziative, però il mio appello al governo, al ministro, è che vengano non fatte a random, ma che si dia a tutti la possibilità di farle. Dopo io non so la genesi di quello che accade in Emilia Romagna. Noi ovviamente se c'è la possibilità di farlo lo facciamo. Capite che poi è delicato perché qui adesso c'è il Green Pass, allora non c'era, quindi se fai l'autodiagnosi, ti iscrivi, bisogna capire che il Green Pass poi si connetta e ti venga sospeso. C'è tutta una serie di dinamiche, però insomma guardate, quello che a noi sembra fantascienza e negli altri paesi si fa. Gli Stati Uniti hanno comprato 500 milioni, non vorrei dire una cazzata, l'ho letto l'altra mattina sempre sulle Briefing News, di test rapidi da consegnare agli americani. Questo è quello che sta accadendo. Ma noi dobbiamo semplificare la vita ai cittadini, ma lo stiamo dicendo da 2 anni. E la via di fuga è questa, soprattutto con un'alta circolazione del virus e con un'alta quota di asintomatici. C'è la notizia di un assessore e del direttore generale della sanità positivi 20 mesi fa.
sarebbe stata una tragedia. Oggi sono positivi, mi hanno chiamato tutti e due, ora c'è adesso sospetto che deve diventare negativo, che non vuol dire che stanno banalizzando, sono chiusi in casa, stanno attendendo di vedere se avranno dei sintomi febbrili piuttosto che altro tipo di sintomi, ma insomma è una roba che riusciamo a gestire. Posso fare una domanda extra Covid anche che riguarda le Olimpiadi o sì, meglio prego. la preparazione Prego. è domani la preparazione del video famoso. Domani è il D-Day per me. E la domanda riguarda appunto come stiamo a preparativi, come ci stiamo organizzando, come... Beh, domani abbiamo penso una quarantina di figuranti. C'è Balic, se non ho capito male, e sarà diciamo il video di benvenuto alle Olimpiadi invernali 2026 che noi lanciamo a Pechino per le loro Olimpiadi invernali che sono del 2022. C'è anche lo scambio della bandiera, quindi in Mondo Visione si vedrà il mio saluto e quello dei colleghi, ognuno dalla propria location. Noi abbiamo scelto Venezia, dire guarda vi aspettiamo nel 2026. Ma ce lo fa sentire di nuovo? Ho visto che c'è stata una radio che ha interpellato una cinese, la quale ha tentato di dire all'inizio che non si capisce una mazza, poi ha detto no, però effettivamente ha detto Italia, bellezze, scoperta, ma la frase io la sto ancora imparando bene. Adesso lo dovrei dire senza mascherina a vederla bene, però la posso dire così. La frase è Huan Hin Tan Shuo Idali Zhi Mei, che vuol dire benvenuti a scoprire, a conoscere le bellezze dell'Italia. Dopo trovate un altro cinese che vi dirà che è la sfumatura, però poi trovatemi un cinese che parla in italiano e vi dico io com'è la sfumatura. Guardate che non è, io ho scoperto, non so nulla di cinese ovviamente, però per arrivare a dire questa frase c'è stata tutta una lezione, e questa è una lingua tonale che ha più toni, quindi tu la parola ma puoi dire ma e ha significati diversi, si va dal cavallo alla mamma, sul serio, sono questi e quindi la pronuncia è fondamentale perché è sbagliata il tono. La parola ma significa cavallo e mamma, tanto per cominciare, ce ne sono altre 3 di significati. Quindi Huan Hin Tan Shuo Idali Shi Mei. Spero vada bene, se qualcuno mi ha ascoltato mi darà ritorno, grazie. Beh, io mi sento anche la responsabilità perché insomma comunque è un benvenuto che lo voglio dare a nome dei veneti ed è giusto darlo nella lingua di chi comunque ci ascolta, perché al di là dei sorrisi, delle battute ci vuole rispetto per un popolo che comunque sta ospitando le Olimpiadi invernali e può essere una gran cassa di risonanza per invitare. Fra l'altro ci sarà una scenografia spettacolare, cioè guardatela, sarà in Mondovisione, il passaggio della bandiera, il tema insomma, non vi anticipo, guardatela perché c'è solo la parte veneta e la parte lombarda, cortinese, milanese, insomma si vedranno bene, insomma la scenografia sarà top. Alda Avanzan. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Poi le cose tecniche magari ce le dirà la dottoressa Russo, sì. Però il dato politico c'è. Lei dice siamo stati i primi a lanciare i test fai da te, però noi non li facciamo e l'Emilia Romagna sì, nel senso che fa questo autotesting con inserimento. Ma non si è ancora capito, Alda, nel senso che... Presentano questa mattina. Sì, ma nel senso che ad oggi non è autorizzato, nel senso non c'è nessuna carta sul territorio nazionale che permetta a una regione di poter fare questo. Se prende la piega della sperimentazione dovrà essere autorizzato come sperimentazione. Noi abbiamo solo che interessi che questo decolli, vorrà dire che
c'è questa opportunità, però noi siamo assolutamente pronti, perché tutto quello che loro fanno noi ce l'abbiamo pronto, però il problema, cioè da mesi, però il problema è di capire poi la formula autorizzativa. Su altri temi, sempre dei tamponi, Presidente, altre regioni hanno fatto prima del Veneto alcune iniziative, tipo voi avete autorizzato con circolare della prevenzione del farmaceutico il tampone di fine quarantena in farmacia a pagamento. Poi la settimana scorsa ci avete spiegato che le ULS sono autorizzate, a fronte di una spesa di 5 milioni in tutto il Veneto, di convenzionarsi con strutture private per andare a fare il tampone di fine isolamento, in quel caso non quarantena. Sembrava sempre terza generazione. Esatto, gratis. In altre regioni, Lombardia, Lazio, anche l'Emilia Romagna, Toscana, questo era possibile già settimane fa, cioè anziché fare le code, i Covid point, potevano andare Dottoressa Russo spiega, perché non è proprio così. Allora, diciamo che allo stato attuale la circolare del Ministero, quella del 14 agosto, dice che i tamponi che si possono utilizzare per fine quarantena, per fine isolamento, sono i tamponi che vanno dalla seconda generazione in su, oppure il tampone molecolare. È vero anche che negli ultimi decreti di fine anno, cioè quella con il decreto legge del 30 di dicembre e quello del 7 di gennaio, si dice che l'isolamento può essere chiuso con un tampone antigenico rapido / molecolare, non specifica di quale generazione. Allora, noi che cerchiamo di seguire quelle che sono in maniera lineare le circolari del Ministero, abbiamo chiamato il Ministero per dire: ma allora, visto che non avete messo nessun asterisco che fa riferimento alla circolare ministeriale, né nel senso che questa venisse superata, né nel senso che questa venga mantenuta, vogliamo sapere. Abbiamo scritto anche una lettera, a parte che aver fatto delle interlocuzioni che in genere facciamo continuamente con il Ministero, la Direzione Prevenzione, ma non abbiamo ancora avuto risposta. Io ho chiamato il Ministero anche questo fine settimana e anche stamattina e hanno detto che stanno preparando la circolare. Io ho sentito anche i colleghi delle altre regioni per capire perché avevano come si può dire, agito in maniera diversa. Loro hanno fatto una nota oppure hanno fatto un'ordinanza a seconda della regione e hanno superato questo vincolo che è comunque dettato da una circolare ministeriale. Allora, noi siamo pronti, come dice il Presidente, a far sì che il tampone di prima generazione che possa chiudere l'isolamento possa essere attuato. In questo caso naturalmente saremmo aiutati perché i medici di base e i pediatri di libera scelta che possono utilizzare quelli di prima generazione ci aiuterebbero a chiudere gli isolamenti e comunque anche le farmacie, purché il soggetto sia asintomatico da almeno 3 giorni, perché i soggetti sintomatici non possono andare in farmacia, potrebbero andare a fare il fine isolamento. Tutto è pronto, se la circolare arriva fra un'ora, noi domani lo portiamo in giunta. Quindi diciamo che il tema è questo. Per quanto riguarda la quarantena, questo abbiamo però fatto la delibera la settimana scorsa, per far sì che dalla seconda generazione in poi questi tamponi potessero essere utilizzati come fine isolamento nelle strutture accreditate. Quindi questo è stato un ulteriore passo avanti. Quindi questo per dire che non siamo indietro, siamo in linea e cerchiamo di fare le cose in maniera coerente per quello che c'è possibile, cercando di aiutare i cittadini a risolvere il prima possibile. Quindi dottoressa, ne approfitto, attualmente è possibile quello che dicevamo prima, il tampone di fine quarantena in farmacia a pagamento e il tampone nelle ULS, cioè nelle strutture private con convenzioni. Sì, però è una cosa che consideriamo di transizione rapida e quindi a breve speriamo di risolvere questo tipo di problema anche con altri automatismi che comunque su cui abbiamo lavorato e che magari non abbiamo ancora annunciato. Ecco. Mentre invece... Scusa, detta in soldoni se posso, in Veneto si dice che te scotti con l'acqua calda perché ha paura anche della fredda. Cioè voi capite che è una decisione non in linea con la circolare del Ministero, dove tu decidi di testare il grado di infezione
e di contagiosità di una persona cambiando il test, perché il test di prima generazione non è quello di seconda, neanche quello di terza, è una responsabilità che ti porti in pancia. Succede qualcosa, che quello che ha avuto questa diagnosi di negatività con la prima generazione entra nella casa di riposo, mi infetta la casa di riposo e poi lui gli fanno il test molecolare e risulta positivo nonostante il suo fine isolamento, diranno: ma scusate, e chi è che ha certificato? Ha certificato con la prima generazione perché la regione ha detto che intanto si può fare. Cioè, è delicato come passaggio. Noi abbiamo fatto molte ordinanze, diciamo, buttando il cuore oltre l'ostacolo, però sinceramente anch'io ho una posizione che condivido, che diventa materia da procura, poi se va tutto bene è risolta per tutti, se va male diventa veramente problematica sta roba qua. Quindi nulla contro chi l'ha fatto, però è corretto che il governo e quindi il ministro si prenda la briga di fare una circolare e chiarisce sta roba, perché poi sapete, mi metto nei panni dei nostri dirigenti come la dottoressa che dovevano firmare e giustamente dicono: scusa, non c'è scritto sta roba. E lei ha citato le case di riposo, ma non solo le RSA, anche gli ospedali. Ritorniamo ai tempi in cui non si poteva entrare a trovare i pazienti o le persone ricoverate ospiti, anche se sia l'ospite che il visitatore ha tutti i vaccini possibili, quindi anche il booster. È un'indicazione vostra della regione oppure il singolo ospedale, la singola casa di riposo si prende decisioni autonome? Prego. Allora, abbiamo fatto a fine dicembre, mi pare il 22 e il 23, un'ordinanza che è scaduta, che ha individuato a firma del Presidente delle misure cosiddette, cioè identificate come misure straordinarie proprio per evitare tutto quello che poteva essere il contagio legato alle festività natalizie. Questo anche a seguito di indicazioni in questo senso che provenivano da organismi internazionali. Quindi abbiamo rafforzato tutte le misure, sia in termini di testing come frequenza, sia in termini di persone che veniva richiesto che uscissero per andare a trovare le famiglie da parte di strutture residenziali o strutture con soggetti fragili, nel senso che le abbiamo praticamente, non dico vietate, ma abbiamo raccomandato che queste non venissero effettuate proprio perché poi potevano a rientro rappresentare un pericolo per loro stessi e per la comunità in cui rientravano. E poi per quanto riguarda le visite nei reparti, avevamo detto che dove non c'era pericolo, che non c'erano focolai, di far entrare una persona alla volta a visitare la persona ricoverata. Adesso queste naturalmente sono decadute, anche perché c'erano anche altre misure che sono state superate dalle altre norme. Abbiamo ripresentato quello che è la frequenza di testing per gli operatori sanitari e abbiamo avuto oggi, proprio poco fa, è arrivato anche il parere del CTS dove rivediamo questa tempistica. Rimane a 4 giorni per quanto riguarda i reparti ad alto rischio, naturalmente lasciando alla struttura la possibilità di modulare in base alla stratificazione del rischio, che è giusto che venga fatta, e poi invece 10 giorni per gli altri reparti dove c'è meno, rappresenta una gradazione del rischio inferiore, e a 20 quindi il piano di sanità pubblica che avevamo precedentemente all'ordinanza, dove non c'è rapporto con il pubblico e dove l'attività è prevalentemente di tipo amministrativa, fatte salve tutte le eccezioni che nel caso in cui c'è un focolaio, nel caso in cui la struttura ravvisasse, eccetera. Quindi questa è la nuova. Per quanto riguarda le visite, per i pazienti abbiamo mantenuto il tampone ogni 48 ore per le persone che restano lì. Per le strutture residenziali abbiamo mantenuto i 10 giorni i 4 giorni per quanto riguarda gli operatori e invece i 10 giorni per quanto riguarda gli ospiti. Quindi questo è tornato un po' alla normalità, mantenendo comunque alta la frequenza per quanto riguarda l'operatore. Perché sappiamo che in questo momento di alta circolazione
un operatore si infetta nell'ambiente comunitario, non certamente nell'ambiente di lavoro, e può introdurre il virus nella comunità. Quindi l'attenzione rimane alta. Per quanto riguarda le visite ospedaliere non ci siamo più espressi, perché ogni direttore generale, in base alla propria situazione, insomma, valuta a secondo anche della situazione dei singoli reparti. Scusi dottoressa, il tampone ogni 48 ore è per il visitatore del paziente ospite della RSA? No, per il visitatore c'è una norma che è sopraggiunta dopo, per cui è necessario avere il Green Pass con la dose booster. Se la persona non ha fatto il booster e ha fatto solo le 2 dosi, deve presentarsi con questo Green Pass, diciamo, non rafforzato, più il tampone negativo. Laura Berlinghieri, credo per il Presidente. Prego. Ho un paio di domande. Allora, la prima, in realtà settimana scorsa con la dottoressa Russo avevamo parlato delle incongruenze che ci sono tra 2 circolari ministeriali riguardo alle quarantene dei bambini, cioè il bambino che frequenta una classe di una scuola elementare con 2 contatti positivi all'interno della stessa classe, nonostante sia vaccinato con doppia dose, deve andare in quarantena. Se invece la mamma e il papà sono positivi, se è vaccinato con doppia dose non deve andare in quarantena. La dottoressa Russo diceva che ne avrebbe parlato a livello romano, volevo sapere se ci sono novità. No. Da Roma non c'è mai novità. Con calma. E la seconda? La seconda è più politica, anzi è politica fondamentalmente, politica padovana. Allora, il sindaco di Noventa ha espresso parecchi dubbi riguardo alla proposta appunto di Peghin come sindaco di Padova. Si è parlato anche per questo di espulsione del sindaco dalla Lega. Volevo sapere se ci sono novità in questo senso e in generale cosa sta succedendo in Io parlerei di Covid. Prego, altro. Niente. Scusa. No, ma guarda, in queste conferenze stampa evitiamo di parlare, se sono temi di politica, tipo il Quirinale, queste robe a volte, perché anche mi mettono i panni anche degli altri consiglieri. Questa è una conferenza stampa ufficiale, quindi eviterei. Non è colpa tua, bene così. Grazie. Il tuo lavoro l'hai fatto, direttore, è contento. Grazie. Ecco, c'è. Per te no. Presidente, una domanda, ma le proposte di modifiche che sono state avanzate, che ora il governo avrete un confronto, è un confronto in conferenza, lo fate come conferenza delle regioni, perciò la conferenza delle regioni presenterà delle proprie proposte specifiche su fasce, cambio colore, positivi asintomatici e tutto il resto, cioè c'è un progetto unico? Ogni regione va per conto suo in questo tavolo tecnico che dovrete avere col Ministro? C'è un progetto unico, la Regione del Veneto ha fatto un lavoro di base che è stato condiviso dagli assessori alla sanità e dai presidenti, tant'è vero che il Presidente della conferenza ha notificato al Governo questo progetto per punti e quindi attendiamo le risposte. So che al Ministero della Salute si sta lavorando per dare risposte ai diversi punti. Qual è l'aspetto principale che secondo lei deve passare assolutamente in questa fase pandemica, epidemica? Io direi che l'aspetto principale è il buonsenso e il senso pratico, e quindi la modificazione della definizione di caso piuttosto che il tema dei tamponi da farsi con la prima generazione presso le farmacie piuttosto che presso i medici per la fine isolamento. Il tema anche della colorazione delle zone, anch'io condivido senza stravolgere il progetto, ovvero la visione che abbiamo avuto, ma che comunque è innegabile che lo scenario sia cambiato radicalmente, perché è una variante radicalmente nuova, ma anche perché abbiamo i vaccinati e quindi è fondamentale cambiare anche la strategia. Qualcuno dice è un modo solo per evitare di cambiare colore, perché dite i positivi asintomatici che vengono trovati in ospedale non vengono conteggiati. Potrebbe essere così se lo dice Zaia solo, ma lo dicono gli scienziati, lo dicono gli altri colleghi delle altre regioni che non hanno la mia stessa colorazione politica, quindi polvere sotto il tappeto, anche se qualcuno è ancora convinto che si possa nascondere, è impossibile nasconderla. Cioè, la gestione del Covid è trasparente,
Noi a fine settimana, se superiamo quel 30% di area medica, saremmo in arancione, punto. Non ci servono queste modifiche per non andarci. Il vero tema è che ai cittadini complichiamo la vita, ma non per l'arancione, gliela complichiamo per la fase dei tamponi, gli isolamenti e le quarantene. Ma questo cambio di fascia colore perciò potrebbe avvenire già in settimana modificando... Noi speriamo di no, che nella valutazione di venerdì ci siano ancora dati che ci permettono di restare in zona gialla. Vorrei fare un'altra sottolineatura. Ho sentito dire che il tema dei positivi per caso, i Covid per caso in ospedale, è un falso problema perché comunque occupano un posto in ospedale. Sì, ma occupano anche un posto nei nostri report, che poi sono quei posti che ci fanno passare di zona, perché se io ho dei Covid in terapia intensiva ma che sono lì per altri motivi, sono solo positivi ma sono lì per altri motivi in terapia intensiva o in area medica, mi fanno passare di zona, di colorazione di zona. Perciò questa modifica del conteggio, voi ritenete che deve essere... È fondamentale, deve essere immediata. Ecco, deve essere fatto in tempo anche entro in settimana, in modo che cambi già questo conteggio. Le do solo un dato, che su 130 ricoverati all'azienda ospedaliera di Verona, 131 ricoverati, 50 sono stati definiti dal direttore Covid per caso. Cioè, stiamo parlando di partorienti che vanno a partorire in ospedale e si scoprono essere asintomatiche e positive e non c'entrano nulla, ma questi 50 vanno dentro nella contabilità per il passaggio di colore. Grazie. Prego. Se non ci sono altre domande per il Presidente... Io vi ringrazio e vi saluto. Passo la parola al professor Baldo, che è uno studio strepitoso, io l'ho già visto la scorsa settimana e anzi approfitto per ringraziarlo perché risponde sempre con celerità, con professionalità e ci permette anche, come si può dire, di identificare la via, perché poi con tutte le sue sperimentazioni, i suoi studi, noi abbiamo fatto tesoro in molte occasioni anche nella nostra programmazione del piano di sanità pubblica. A parte il fatto che il professor Baldo è sempre stato in totale osmosi con questo gruppo di lavoro. Grazie ancora prof. Prego. Prego professor Baldo, grazie. Allora, grazie. Una videoconferenza per le Olimpiadi. No, in cinese. No, per i soldi per le nostre Olimpiadi. Importante anche quello. Allora, intanto buongiorno a tutti, ringrazio il Presidente dell'opportunità che dà a me per presentare i risultati del lavoro che abbiamo condotto insieme con la Regione Veneto, con la dottoressa Russo, quindi sono le due entità che collaborano ormai da parecchio tempo e quindi anche questo è uno dei risultati che abbiamo portato a casa, tra virgolette, utilizzando quelle che sono le informazioni di quello che è avvenuto durante il periodo appunto pandemico. Lo studio è già stato pubblicato, quindi su mia richiesta e anche su richiesta della dottoressa abbiamo deciso di portarlo alla vostra attenzione dopo che la comunità scientifica l'avesse validato, quindi in questo momento è pubblicato su Vaccine e quindi se volete copia lo trovate, comunque penso che dopo vi daranno le slide che avevo preparato ma purtroppo qui è impossibile proiettare. Sì, ve le faremo avere successivamente. Ok, o anche l'articolo stesso, quindi non c'è nessun problema. Allora, diciamo che lo studio ha avuto l'obiettivo di valutare l'efficacia sul campo utilizzando quelli che sono i dati che abbiamo raccolto nel corso di questa pandemia. Quindi valuta l'effectiveness, quindi l'efficacia sui dati reali, real world, quindi su ciò che è accaduto durante l'epidemia. Abbiamo cercato di valutare come si è comportato la vaccinazione nei confronti della positivizzazione e valutando anche quella che è stata la durata della positività in vari gruppi. Soprattutto siamo andati anche a valutare quelle che sono state le efficacie che abbiamo avuto nei confronti di quelle che sono le patologie più gravi, quindi nei confronti dell'ospedalizzazione, nei confronti della mortalità. Altro dato importante che abbiamo cercato di estrapolare è stata anche la durata dell'ospedalizzazione, se cambiava in soggetti che avessero avuto la vaccinazione o meno. Allora, lo studio riporta i dati dal 27 dicembre 2020
Perché riporta i dati da questo momento? Perché è il momento in cui noi abbiamo iniziato a fare la vaccinazione. Quindi nella nostra corte, quindi nel nostro gruppo di soggetti, sono rientrati tutti quei soggetti che al 27 dicembre 2020 non avessero avuto una positività. Quindi siamo partiti con soggetti naive. Da questi li abbiamo in qualche modo seguiti fino a settembre. Perché fino a settembre? Perché era, diciamo, l'andamento, l'ultima fase prima dell'ultima ondata che stiamo ancora vivendo. Comunque lo studio si propone di essere in qualche modo aggiornato con i dati anche più recenti, quindi anche su quelli derivati dalla variante Omicron. Allora, il soggetto, per essere incluso nella Corte, quindi nel gruppo dei soggetti analizzati, doveva essere stato negativo fino a quel momento e doveva ovviamente aver fatto i tamponi per poter essere dopo valutato nel tempo. Complessivamente abbiamo 2.200.000 soggetti analizzati, i tamponi sono circa 7 milioni, di questi 60% antigenici e 40% molecolari, e di questi abbiamo trovato positivi 213.500 soggetti più o meno. E tra i positivi il 6,2% ha avuto un'ospedalizzazione ed ha avuto il fatal rate, quindi è morto l'1,5%. Guardando i dati con quanto ha fatto vedere prima il Presidente sulla somma totale, corrispondono circa un quarto di tutto quello che è in qualche modo successo dall'inizio, quindi dal 21 di quel dannato 21 febbraio. Allora, per ogni soggetto noi abbiamo analizzato il periodo, quindi vuol dire che in termini di giornate un soggetto può essere non vaccinato fino a 14 giorni la prima dose. Dal 14° giorno della prima dose fino al 14° giorno della seconda dose risulta parzialmente vaccinato e dopodiché diventa vaccinato. Quindi per ogni soggetto abbiamo valutato i singoli periodi di rischio e quindi dopo li abbiamo sommati per calcolare l'incidenza. Cioè, in poche parole, noi abbiamo seguito ogni singolo individuo per la sua storia che va dal 27 di dicembre al 7 di settembre. Cos'è che ha portato i risultati? Ricordo anche che era un periodo in cui avevamo circa il 70% della popolazione veneta che aveva avuto almeno una dose e il 60% aveva ricevuto la completa dose vaccinale, quindi le 2 dosi, eravamo ancora nel regime delle 2 dosi. Su questo abbiamo calcolato quello che è l'efficacia del vaccino e inoltre questa efficacia è stata aggiustata per età e per genere. E su questo dopo abbiamo estratto un sottogruppo, che erano i soggetti positivi, e abbiamo valutato la persistenza della positività. Ovviamente questo è un numero un po' più limitato perché l'entrata nella positività era stata data dall'antigenico, dal molecolare, per l'uscita esclusivamente dal molecolare. Quindi non tutti avevano entrambe i tamponi e quindi di conseguenza è stato fatto su circa 180.000 persone, che comunque rappresentano un numero molto, molto importante. E questo è l'aspetto rilevante dello studio, perché utilizzando i database si possono analizzare grandi numeri. I limiti sono il fatto che non abbiamo informazioni cliniche, ovviamente, perché stiamo utilizzando delle informazioni che sono raccolte rutinariamente dalle nostre fonti. E dopodiché abbiamo fatto anche lo studio su quello che era la durata della degenza, quindi per quanto tempo i soggetti sono stati ricoverati, sempre in relazione a quello che è lo stato vaccinale. Allora, in breve, quella che è stata l'efficacia per quanto riguarda l'infezione, quindi nel prevenire l'infezione, passiamo da un 4,9 per 10.000 nei non vaccinati a 0,8 per i soggetti vaccinati, quindi un rischio di 6 volte 25 superiore per essere infettati. Però se andiamo a vedere dopo le fasce di età, troverete che nei soggetti più anziani questo rischio aumenta più di 10 volte. L'efficacia sul campo è stata quindi stimata nell'ordine dell'88%. Stiamo parlando sempre nei confronti di Delta e ancora con 2 dosi. E ribadisco e ripeto che per quanto riguarda le ultime informazioni dobbiamo ovviamente avere le informazioni dei dati che stiamo in questo momento ricevendo. Per quanto riguarda invece l'ospedalizzazione,
Diciamo che il tasso di ospedalizzazione è stato 2,9 per 100.000 nei soggetti non vaccinati e 0,3 nei soggetti vaccinati, quindi una riduzione, un aumento del rischio per i non vaccinati di circa 10 volte. E se dopo andiamo a pulire il dato a seconda dell'età, ci risulta che il rischio per un soggetto che ha un'età superiore ai 40 anni di essere ospedalizzato se positivo è di circa 20 volte superiore. Qui ci sono i dati che sono stati riportati nella Regione Veneto. Bisogna anche dire che dei 13.000 soggetti ospedalizzati, che fanno parte del gruppo, il 94% dei soggetti non era vaccinato. Se dopo andiamo a prendere esclusivamente la parte dei soggetti più gravi, cioè quelli che sono andati all'interno delle terapie intensive, anche in questo caso sono circa 1.500, il 95% di questi erano soggetti che non avevano avuto neanche una dose di vaccino. Quindi su questo l'efficacia viene in qualche modo a essere riportata intorno al 94%, che alla fine è un dato che va a confermare il dato della letteratura. Infine, quello che è il dato sull'efficacia per la prevenzione della mortalità, quindi della morte, quindi della mortalità, e qui il dato è un 0,7 su 100.000 per i soggetti non vaccinati, il confronto con un 0,06. Quindi su questo mi porta un aumento di 12 volte la probabilità. Anche qua, pulendo il dato dalle classi più giovani, dove non ci sono stati casi, perché c'è stato un caso sotto gli 11 anni di un decesso non vaccinato, 4 tra i 20 e i 39 anni, quindi partendo l'analisi a partire dai 40 anni, questo rischio parte da 16 volte sopra i 40 anni fino ad arrivare a 41 volte sopra gli 80 anni, quindi di conseguenza un rischio molto elevato di poter andare incontro a mortalità, a morte. Anche qua l'efficacia è risultata essere del 94%, dato confermato anche questo dalla letteratura. Poi abbiamo analizzato quello che è il dato della persistenza della positività. Anche qui, come ben sappiamo, aumenta con l'aumentare dell'età, e alla fine un soggetto non vaccinato può rimanere fino a 6 giorni in più positivo rispetto al soggetto non vaccinato. Anche questo è un dato importante per quanto riguarda dopo anche quelle che sono le conseguenze dal punto di vista di quarantena, di isolamento. Ecco. La cosa che è ancora più importante a mio modo di vedere è anche il dato sulla riduzione di quello che è stato le giornate di degenza che questi soggetti hanno avuto all'interno del loro percorso di malattia. E su questo si va a evincere che il soggetto vaccinato rimane per 5 giorni in meno in ospedale rispetto al soggetto non vaccinato. Quindi anche questo, se andiamo anche a togliere l'aspetto legato al fatto di restare in una struttura ospedaliera, però facciamo semplicemente i conti della serva. Noi sappiamo che mediamente una giornata di ospedalizzazione mi costa sui 580 euro in terapia non intensiva, quindi sto parlando di una media intensità, se no costerebbe il doppio. Noi abbiamo una riduzione di 5 giorni per quei 12.500 soggetti che abbiamo ricoverato, quindi è venuto fuori un risparmio di circa 36 milioni. Quindi il fatto che oltre a prevenire la patologia, come per tutti gli altri vaccini, ci sia anche un risparmio in termini di costi, questo è un dato di fatto che anche per quanto riguarda il vaccino contro il Covid è risultato essere, positivo. Dopodiché avevo anche preparato le cure di sopravvivenza, quindi per vedere il follow-up. In questo senso si vede che l'efficacia purtroppo, come abbiamo ben conosciuto, si riduce nel tempo. Anche nel nostro caso il dato incominciava a peggiorare, soprattutto per l'ospedalizzazione e la mortalità, a partire dal 5° mese. E da qui appunto anche la necessità della dose booster. Per quanto riguarda quello che abbiamo in qualche modo risparmiato, lo vedremo alla prossima puntata, quando potremo in qualche modo avere anche le informazioni legate all'ultima ondata, che sono altrimenti importanti. Quindi, per andare a fare un po' di sintesi, è uno studio importante dal punto di vista numerico, perché ha potuto coinvolgere circa 2 milioni di soggetti. L'efficacia sul campo è risultata essere molto rilevante,
e soprattutto nella prevenzione di quelli che sono gli eventi gravi, quindi l'ospedalizzazione, la terapia intensiva e la morte. Stiamo parlando di 94-95% di efficacia, che sarebbe bello averla per tutti i vaccini, e quindi questo è un altro aspetto importante da tenere in considerazione. Si conferma la necessità di completare il ciclo, perché chi ha fatto la prima dose non si deve fermare, deve fare la seconda e purtroppo anche la dose booster, perché sono elementi che alla fine, visti i dati, ci salvano la vita a lungo termine. Dopodiché l'effetto lo si ha anche nella durata della degenza, l'effetto lo si ha anche nella durata della positività, ma queste sono cose che sono ben risapunte in ambito scientifico e hanno permesso anche di cambiare quelle che sono le regole del gioco, che appunto la dottoressa Russo vi ha accennato prima, ma dopo penso che vi dirà in maniera più dettagliata. E ovviamente lo studio non finisce qui, perché adesso lo studio era stato fatto con una prevalenza del 100% di Delta come variante. Adesso abbiamo l'80% a livello nazionale, l'81% a livello nazionale di circolazione. Nel Veneto siamo al 60, però 65, quindi adesso dovremo andare a valutare cosa è successo. I dati che vengono pubblicati settimanalmente, molto ben fatti da Azienda Zero, fanno vedere che chi ha 3 dosi comunque c'è un rischio molto ridotto rispetto a chi ne ha 2, ma soprattutto rispetto a chi non ha fatto nulla. Quindi anche in questo caso si può dire che anche in questo caso, nel caso del Covid, la vaccinazione ha avuto un effetto veramente importante nel permetterci di continuare a vivere in maniera normale in questo periodo. Quindi questo in sintesi il lavoro. Grazie professore. Per le domande si è prenotata Moscati, poi Vanzan e poi vediamo. Sì, buongiorno professore. Senta, lei all'inizio ha detto che il campione era di 2.200.000 persone che avevano come dato assolutamente comune la negatività in data 27/12, esatto. Nel periodo precedente? Sì. Vuol dire che dal 21 di febbraio... Avete tenuto monitorati un tot di persone negative? No. Noi abbiamo preso i soggetti, perché i dati ce ne andati a partire dal 21 di febbraio, no? Okay. Però noi abbiamo preso soltanto i soggetti che non avevano mai avuto contatto con il virus, e quindi di conseguenza soggetti che non avevano mai avuto un tampone positivo in tutto il periodo precedente. Perfetto, benissimo. Su questo campione voi a quella data, dopo non potevate sapere quanti si sarebbero vaccinati e quanti non si sarebbero vaccinati, no. Esatto? Ok. Che percentuale avete avuto poi di vaccinati su questo campione? 70,4%. 70. Però ogni singolo soggetto viene contato per i giorni in cui lui non è vaccinato, a rischio va nel gruppo non vaccinati. Nel momento stesso che si vaccina va nel gruppo dei vaccinati. Certamente. È proprio il disegno di studio metodologico, è proprio così. È così. Arrivato strada facendo, insomma, si è arricchito di dati strada facendo. Per cui in questo campione potremmo esserci anche noi, nel senso lato sì. Nel senso lato, per cui ci sono tutti che a quel momento non avevano mai avuto tamponi positivi. Grazie. Prego. Alda Vanzan. Professore, scusi, 36 milioni di risparmio sono riferiti a quale periodo? Soltanto a questo gruppo di 2 milioni. Cioè noi abbiamo fatto una stima sui dati che avevamo. Se noi andiamo a estrapolarlo sull'intera regione Veneto, probabilmente andremo molto più in alto, almeno il doppio. Esatto, e avendo 5 giorni in meno, moltiplicando per 5,80 viene fuori. Che quindi alla fine è in un anno? Sì. Meno? Sono 11 mesi. Se non ci sono altre domande per il professor Baldo, se non ricordo male la dottoressa Russo doveva darci delle comunicazioni. Sì, buongiorno a tutti. Posso restare qua? Mi devo mettere qua? Metto qui. Buongiorno a tutti, grazie a voi. No, molte cose le ha già anticipate il Presidente, se insomma posso puntualizzare un attimo. Allora, noi abbiamo preparato nelle scorse settimane
con il nostro gruppo, insomma a livello di direzione, alcune criticità che riscontrano le regioni in questo contesto, in questo scenario epidemiologico. Allora, intanto abbiamo appunto proposto la modifica della definizione di caso, facendo riferimento anche ad alcuni documenti dell'ECDC che erano stati pubblicati già nel mese di ottobre. In quel contesto, forse l'ho anche detto in altri momenti, l'ECDC dava un'indicazione a tutti gli Stati membri di concentrarsi principalmente su tutti i sintomatici. Dopodiché ha indicato quello che poteva essere una revisione della definizione di caso, proprio considerando due criteri che erano il criterio clinico e il criterio di laboratorio. Il criterio clinico, quello che la persona presenti i sintomi simili a quelli dell'influenza come base, oppure una sintomatologia di compromissione respiratoria più grave. E poi naturalmente il test di laboratorio che dà conferma della presenza del virus. Quindi in un contesto epidemiologico come questo, in cui abbiamo una positività enorme, quindi di soggetti che per una buona percentuale sono anche asintomatici, la richiesta delle regioni è quello di non evitare di contare tutti i positivi, ma nell'ambito di tutti i positivi che comunque noi contiamo, nel senso che sono in linea con l'Istituto Superiore di Sanità, nel senso che tutti i sintomi, tutti i positivi che vediamo noi sono gli stessi positivi che poi come numero vanno anche sul conteggio nazionale, quindi non c'è nessun tentativo di togliere dei positivi, come erroneamente è stato riportato. Però fare due conteggi separati, cioè concentrarci e chiamare casi quelli che rispondono a un criterio clinico e chiamare invece come positivi quelli che sono positivi ma sono asintomatici, quindi in quel momento non presentano una malattia. Ecco, questa è la differenza. Quindi nessun tentativo di ridurre i numeri e di presentare, ma conteggiare in maniera diversa, dicendo quelli che presentano malattia da quelli che, pur essendo positivi, non presentano malattia. Questa è la prima richiesta. È chiaro che anche quello che abbiamo chiamato delle zone e quindi delle colorazioni, che effettivamente non è altro che il riscontro di un monitoraggio che considera tantissimi indicatori, nel tempo abbiamo avuto modo di vederli, un sistema che era nato come autovalutazione per le regioni, che poi è diventato un sistema di valutazione a livello nazionale per considerare alcune regioni aperte, chiuse, eccetera, ma che adesso non è più attuale perché è stato fatto con un decreto del 30 aprile 2020, alla fine del primo lockdown. Noi chiediamo all'Istituto di vederci per adeguare questi indicatori a quello che è lo scenario attuale, senza fare sconti, ma considerare quella che è la realtà attuale. Poi il discorso delle quarantene, voi sapete che noi siamo stati fra quelli che hanno sostenuto l'isolamento anche a basso rischio, cioè abbiamo voluto ampliare al massimo quello che era l'isolamento per evitare il contagio. Adesso la quarantena è diventata poco applicabile. Perché? Perché la maggior parte delle persone sono asintomatiche, perché magari hanno avuto, per esempio anche quello dei bambini, dei ragazzi a scuola, più possibilità di venire a contatto, perché è aumentata la copertura della vaccinazione con la protezione di cui abbiamo parlato prima, quindi questa quarantena a 10 giorni continua diventa poco sostenibile, anche perché voi sapete che l'INPS non paga più la quarantena e quindi questo è un grosso problema per chiunque va a contatto con un positivo, il fatto di stare in quarantena, quindi è un problema anche di sostenibilità. Uno di diffusione e di possibile pericolo, perché abbiamo visto perché è stato applicato anche nell'ultimo decreto con l'autosorveglianza, il soggetto vaccinato può uscire con la mascherina FFP2, quindi noi chiediamo che questo tipo di valutazione sia applicata anche per tutte le fasce di età, perché anche un bambino che è vaccinato o è guarito da meno di 120 giorni possa andare in autosorveglianza, anche se in didattica a distanza, in modo tale che possa svincolare anche
la famiglia, oppure insomma avere un margine di movimento, e questo anche per i lavoratori. Il tampone a fine quarantena, se il soggetto è asintomatico, secondo noi è un appesantimento, perché costringe le persone che sono state tutto il tempo asintomatiche ad andare a fare un tampone che poi porti ad una generazione del certificato di fine quarantena e ad una procedura che si fa fatica a seguire. Tant'è vero che molti soggetti non riusciamo a chiamarli, non riusciamo a metterli in quarantena, non indico solo la Regione Veneto, a livello nazionale e a livello internazionale non è più possibile, perché avere 15.000, speriamo meno, speriamo di averne 200, cioè voglio dire, e chiamarli tutti di nuovo, ma è chiaro che quando si sommano migliaia di persone da contattare diventa veramente impossibile, anche se è il modello di sanità pubblica più bello, più importante, perché è quello in cui veramente abbiamo la possibilità di tenere le redini, ma così non è possibile. Quindi noi chiediamo una semplificazione, che non è solo una semplificazione burocratica, ma una semplificazione che ci possiamo permettere in un contesto che è diverso, in un contesto di popolazione vaccinata, una buona parte, abbiamo visto più di 2 milioni con la dose booster, in una popolazione più consapevole anche e più capace di utilizzare i dispositivi di protezione, e quindi sicuramente in una situazione di rischio diversa, sia per durata della malattia, sia per gravità della malattia, sia per popolazione suscettibile. Ecco. Poi abbiamo chiesto che ci sia è vero questo dei ricoveri ospedalieri che diceva il Presidente, perché io direi che in questo caso facciamo una differenza fra coloro che vengono ricoverati perché con i sintomi di cui prima determinati dal virus, oppure i soggetti che in maniera occasionale, quindi vengono occasionale fino a un certo punto, perché comunque li cerchiamo, cioè chiunque entra in ospedale fa il test, quindi entra per una motivazione che può essere insomma di natura ortopedica, ostetrica o altro. Giustamente gli viene fatto il test, non presenta una sintomatologia attribuibile al Covid, ma diventa positivo. È chiaro che rimane in ospedale e che deve essere isolato nel reparto in cui si trova, però probabilmente anche qui fare un conteggio a parte, considerarli ma con un conteggio separato. Questo ci permetterebbe anche di avere più chiaro chi è ricoverato per motivi di Covid e chi è ricoverato, anche se positivo, per altre cose. Diciamo che determinano anche una chiarezza di comunicazione, insomma, quella che è la realtà. Poi, come diceva qualcuno di voi poco fa, abbiamo chiesto di chiarimenti sulla scuola, perché le quarantene che sono attribuite alla scuola, insomma, sono delle quarantene che non riusciamo a capire, perché probabilmente c'è stato un intersecarsi di decreti e di circolari che non hanno fatto chiarezza e che vediamo insomma risultano inapplicabili. Noi anche per la scuola come regioni avevamo proposto un modello più semplice, abbiamo un modello che riporta al T0 e al T5, che insomma complica moltissimo, il bambino, lo studente può tornare senza necessariamente completare tutta la classe con il tampone, però le scuole non possono insomma vedere il referto, insomma tutta una serie di, anche il controllo del vaccinato o non vaccinato è sull'onere dello studente e non della scuola, quindi la scuola chiede il Green Pass. Il Green Pass arriva fino a 180, mentre la circolare parla di 120 giorni. Cioè ci sono delle incongruenze che effettivamente ci stanno creando dei problemi. Noi stiamo lavorando con l'ufficio scolastico regionale, quindi la nostra procedura la condividiamo con l'ufficio scolastico regionale, dovremmo farlo uscire fra oggi e domani, speriamo insomma a più presto, però non ha chiarito tutti i punti, ci sono ancora dei punti che sono insomma non definiti, quindi abbiamo sentito anche qui il Ministero, loro hanno ricevuto diverse sollecitazioni da tutte le regioni e credo che stiano scrivendo o comunque avranno già fatto e ce la devono mandare una circolare che almeno ci aiuta nell'interpretazione e nella gestione della scuola e nel fatto di non bloccare completamente tutto. Io voglio fare solo una considerazione a chiusura di questo. È chiaro che avere una situazione come questa di alta positività, ma nel contempo di controllo tutto sommato di quella che è il peso della malattia sul sistema sanitario, anche se ancora importante, anche se ancora estremamente importante, con un sistema dove tutto è aperto e condiciamo la nostra vita e libertà, diciamo che comincia
ad essere un principio per cui alcune regole possono essere cambiate e devono essere cambiate. Ecco, questo era quello che volevo dire. Non so se ci sono delle domande. Grazie dottoressa Russo. Cristina Giacomuzzo. Buongiorno dottoressa, volevo Buongiorno. chiederle se voi avete già iniziato come regione a effettuare un conteggio separato tra sintomatici e asintomatici e se ha qualche dato in questo senso. No, non abbiamo cominciato a farlo, però non ci vuole tanto insomma a farlo, a poter fare delle stime. Naturalmente non sappiamo di tutti i positivi chi è sintomatico o asintomatico. Adesso abbiamo messo in piedi un sistema che dovrebbe essere avviato in maniera piuttosto rapida, spero entro questa settimana, per cui tutti i soggetti che risultano positivi riceveranno una mail o un SMS che li fa collegare a un link dove la persona può dire se è sintomatico o asintomatica, naturalmente con tutte quelle che sono le protezioni della privacy, lo SPID e tutto il resto, in modo tale che questo aiuta la persona insomma ad essere, come si può dire, individuata, presa in carico, e nel contempo ci dà la possibilità, visto che è impossibile contattarli tutti, di avere anche questa misura, questa stima su quanto effettivamente sono sintomatici o asintomatici. È chiaro che il riscontro ce l'abbiamo naturalmente dalla parte ospedaliera, dove si arriva con i ricoveri, e quella è la cartina di tornasole rispetto all'impatto della malattia. Però ci sono molte persone che noi sentiamo e la gente protesta perché è asintomatica eppure trivaccinata, eppure deve restare a casa. Quindi noi non abbiamo tutte le soluzioni, abbiamo avanzato delle criticità, abbiamo anche delle proposte, ma serve un tavolo col Ministero appunto e col Ministro per affrontarle insieme e fare delle misure che possono anche essere transitorie per questa situazione e che poi via via noi vogliamo che le misure, come abbiamo sempre pensato di fare, siano adattate a quello che è lo scenario epidemiologico per rendere vivibile o convivere insomma con questa situazione. Alda Vanzani. Dottoressa, scusi, quando una persona diventa positiva o alla fine della positività si negativizza, da chi dipende la sospensione e la riattivazione del Green Pass? Allora, sulla riattivazione del Green Pass dipende dal Ministero. E credo che su questa dati mandati dall'UNS, certo, però. vengono i positivi, loro insomma ci sono tutti i flussi e quindi li vedono. Adesso c'è un po', e quindi in quel caso naturalmente se uno è positivo non ha il Green Pass, se è vaccinato voi sapete che arriva il Green Pass eccetera. C'è un po' di discussione, devo dire anche un po' di confusione sul soggetto vaccinato che quindi ha il Green Pass, anche quello con dose booster e quindi il Green Pass rafforzato nel momento in cui diventa positivo. Quindi in quel caso la positività, secondo le ultimissime diciamo che sono arrivate questo fine settimana, dovrebbe essere confermata con un molecolare, il che rende tutto anacronistico e una confusione, mentre per uscire basta anche l'antigenico. Quindi abbiamo una discussione in corso con il Ministero per cercare di sistemare insomma anche questa cosa. È chiaro che questo genera confusione, però sono dei flussi che io devo dire in questo caso amministrativi che si intersecano con quelle che sono invece le situazioni sanitarie e quindi insomma stiamo cercando di come si può dire, semplificare anche questo aspetto. Quindi noi abbiamo chiesto, a parte che aver avuto il coraggio, secondo me, come regioni e come parte tecnica, di mettere giù le criticità e quindi di fare delle proposte per rendere sostenibile la situazione, siamo disponibili, naturalmente il Ministero ci ha detto che facciamo questo tavolo di confronto, a fare questo confronto e a proporre delle soluzioni tecniche che poi insomma speriamo possano essere attuate. Solo una considerazione sui tempi, mi pare di capire che non sia chiaro perché rischiamo che le misure vengano chiarite e che l'emergenza è finita, nel senso che augurandoci che il Presidente abbia risolto sul plateau. No, spero di no. Se adesso inizia la curva. No, spero di no. Ancora la situazione è abbastanza insomma impegnativa, non siamo ancora. È vero che forse, come ha detto prima il Presidente, sembra che siamo in una fase di stabilizzazione, ma purtroppo il virus
non già abituati ad avere insomma rapidamente una discesa, quindi è molto importante tenere alta l'attenzione anche con tutte le misure di sanità pubblica, cercando di fare il massimo, però è chiaro che alcune misure relative a quelle che ho detto, quarantene eccetera, devono essere adeguate alla sostenibilità anche della società, riducendo al minimo il rischio. Questo è il nostro intento. Noi stiamo stimolando ogni giorno perché questo confronto avvenga da subito. Ecco. Se non ci sono altre domande per la dottoressa Russo, chiudiamo qui. Grazie a tutti e buona giornata. Eccoci dunque, ben ritrovati, 13:54, corposa conferenza stampa del Presidente Zaia con la direttrice del Dipartimento di Prevenzione, la dottoressa Russo, che come avete sentito ha parlato di confronto, di nuovo tavolo tecnico tra Stato e Regioni per cercare di aggiustare i termini di definizione delle positività tra asintomatici e invece veri e propri casi per i quali vi sono dei sintomi e in talune situazioni anche necessità di ospedalizzazione, proprio per aggiustare il tiro e gestire le quarantene in maniera ovviamente più snella. E si è parlato dunque di semplificazione. Di semplificazione sicuramente ce n'è bisogno, ne parleremo tra pochissimo con i prossimi due ospiti. Uno dovrebbe già essere collegato e lo ringrazio per la sua disponibilità, Romina De Marchi, imprenditrice di due settori, diciamo, il settore dei viaggi e il settore del fitness. Romina, buongiorno, grazie per essere con noi. Salve Anna, buon pomeriggio a tutti i telespettatori. Allora Romina, noi ci collegheremo con lei tra pochissimo, sostanzialmente parleremo appunto del settore delle agenzie di viaggio in grande sofferenza, sono state delle vacanze estive piuttosto difficili, e poi anche il settore dello sport, ma prima vi facciamo vedere le previsioni del tempo, mandiamo la pubblicità e poi concluderemo appunto con questo ampio spazio dedicato ai due settori che forse stanno pagando il prezzo più caro e che quindi a gran voce richiedono la fantomatica semplificazione di cui stiamo parlando. A tra poco. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al Meteo. Alta pressione sempre presente, la tendenza meteorologica per l'inizio della settimana ci dice che sarà un lunedì 17 gennaio con poche novità rispetto ai giorni scorsi. Nel dettaglio sul Veneto prevale il sole, vedete alternanza di nuvole e rasserenamenti ma senza precipitazioni. Sulla pianura qualche nebbia di notte, in dissolvimento al mattino, ma localmente potranno essere anche fitte e persistenti e in nuova formazione di sera. Temperature in lieve calo, minime tra -2 e 1 grado, massime invece tra i 5 e i 7 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui inizialmente avremo nubi basse e foschie sulle aree pianeggianti, più sole ovunque a seguire. Temperature minime tra -1 e 3 gradi, massime sui 7-10 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo un ampio soleggiamento, cielo sereno o poco nuvoloso, ma anche in questo caso senza piogge. Temperature minime intorno a -3-0 gradi, massime sui 7-8 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Eccoci, buongiorno, ben ritrovati, 14:01, ancora mezz'ora di informazione da condividere insieme. Parto però prima con il sondaggio di Ring, il nostro programma di prima serata. La domanda che sarà al centro del sondaggio di questa sera è legata all'elezione del Presidente della Repubblica, il centrodestra, Berlusconi al Quirinale, giusto? Sì, con lo 0422 16 26 691, no, con lo 0422 16 26 690. Ovviamente la
chiamata è gratuita, il vostro voto viene automaticamente registrato. E questa sera gli ospiti di Ring saranno Alberto Villanova, Lega, Arturo Lorenzoni, speaker dell'opposizione Regione Veneto, il giornalista del Corriere del Veneto Marco Bonet, Paolo Noventa, fratello di Isabella Noventa, e poi Andrea Martella, segretario del Partito Democratico Veneto. Dunque questo è il parterre di questa sera a Ring 21 e 15. Torniamo invece ad occuparci di Covid, come vi ho anticipato. Viaggi e settore del fitness probabilmente finiti nel tritacarne di questi 2 anni di emergenza, e vogliamo parlare con i protagonisti, con delle persone che possono davvero rappresentare il settore in questo momento. Ve li presento: Romina De Marchi, l'abbiamo già conosciuta, imprenditrice del settore sport e viaggi. Ancora buongiorno Romina. Salve. E poi abbiamo Sandro Cucuccio, imprenditore del fitness. Sandro, buongiorno anche a lei. Buongiorno a tutti. Allora Romina, parto da lei. Lei ci ha inviato un bel video che a breve faremo vedere, ed è proprio, sono i vostri pullman. Voi fate appunto anche i viaggi brevi, quelli in pullman, per capirci, anche per visitare ad esempio i mercatini di Natale, e poi avete appunto questa agenzia molto nota, e attraverso questo video in qualche modo lei ha voluto raccontarci qual è la realtà che state vivendo in questo momento. I pullman sono vuoti, gli uffici sono vuoti, taglio del personale. Romina, qual è il bilancio anche proprio a livello di percentuale di queste prenotazioni natalizie, il bilancio delle disdette che avete ricevuto in queste giornate? Allora, diciamo che noi ci siamo sentiti più o meno 2 anni fa, Anna, e la situazione non è molto cambiata. Anzi, diciamo che a peggiorare la situazione, ora come ora, c'è anche l'aspetto del morale. Il morale nel settore del nostro turismo è molto peggiorato. Logicamente speravamo nel 2021 di avere un po' di entusiasmo in più, però questo va tutto a scremare. Come perdite, sono molte le perdite. Dal 2020 rispetto al 2019 la perdita era del 90%, più o meno in tutti i settori, che possa essere agenzia viaggi, tour operator, noleggio pullman o navigazione. Nel 2021 abbiamo ripreso qualcosa, abbiamo un paragone tra 2021 e 2019 con una perdita comunque del 75-80%. Abbiamo avuto per fortuna maggio, giugno, settembre, ottobre 2021 che ci aveva fatto un po' respirare, anche grazie ai nostri clienti, perché adesso come adesso sono più loro che ci danno l'entusiasmo e la voglia di continuare. Però siamo sempre a livelli catastrofici, ecco. Allora, le disdette ci sono state dunque per la paura dell'avanzamento dei contagi, oppure per l'inasprimento delle regole che riguardavano i viaggi, quindi tampone, quarantena, Green Pass, Super Green Pass? Cioè, che cosa ha pesato di più secondo lei per questo flop, se così insomma lo possiamo definire? Allora, a mio parere nel nostro settore pesa molto la paura, quella ci sta, anche perché noi partiamo dal presupposto che se un cliente viaggia con noi, ma con qualsiasi agenzia, tour operator, è bello partire in serenità e in tranquillità. Ad esempio anche a dicembre noi avevamo viaggi, abbiamo molta gente interessata, molte prenotazioni, per alcune destinazioni noi stessi in primis abbiamo preferito cancellarle, non per mancanza appunto di gente, perché abbiamo anche per il 2022 per fortuna diverse prenotazioni, però proprio perché non vogliamo far viaggiare la gente con questa paura, con questa tensione. Per cui abbiamo selezionato destinazioni un po' più vicine sicuramente, in modo che una persona vada in serenità e tranquillità. Per quanto riguarda il Green Pass, ti dirò all'inizio che noi avevamo abbastanza pensiero per l'introduzione del Green Pass. È iniziato il Green Pass all'inizio con il tampone, Green Pass oppure tampone, e lì non abbiamo avuto grandi difficoltà. Nel momento in cui per viaggiare nei mezzi pubblici, per viaggiare in generale, hanno richiesto solo Green Pass, per cui togliendo il tampone, lì abbiamo avuto un attimino un momento di blocco, che però devo dire i nostri clienti sono stati bravi, hanno poi tutti rispettato, si sono tutti messi in regola con il Green Pass, per cui è stato un momento di blocco momentaneo, perché poi siamo comunque ripartiti. Diciamo che le normative sono parecchie, specialmente se prendiamo in esame i viaggi in pullman.
Noi abbiamo cercato, anzi abbiamo rispettato di tutto e di più le normative con la scansione del Green Pass alle mattine quando partono i clienti, la misurazione della temperatura e cosa fondamentale a mio parere che ci ha aiutato a non avere nessun caso nonostante abbiamo fatto più di 4.000 persone per fortuna è stato il distanziamento. Quello, il fatto di distanziare e in caso avvicinare solamente le famiglie, i gruppi familiari a mio parere ha aiutato molto e può aiutare anche appunto nei mesi futuri la possibilità di poter ripartire pian pianino. Ecco, un altro dei grandi temi è forse quello dei costi fissi, no? Prima dietro le quinte noi si parlava di leasing, voi avete tutti i mezzi e poi anche di questo con il nostro ospite che è collegato in contemporanea con lei. I costi fissi sono tanti, anche ad esempio che erano quelli che venivano coperti magari dagli abbonamenti annuali ad una palestra che oggi vengono a scarseggiare perché magari le persone preferiscono pagare di mese in mese perché non sanno, la famosa paura, che cosa li attende. Ecco, come riuscite a gestire i costi fissi e quali sono i tagli che avete dovuto fare? Allora ti dirò che logicamente dobbiamo differenziare. Se parliamo di agenzie viaggi i costi fissi sono limitati, diciamo, nel caos del Covid, nel senso che un'agenzia viaggi può avere l'affitto da pagare, le bollette comunque sono spese, ma in qualche modo si riesce un po' a aggiustarci. Il problema è quello che riguarda il settore pullman, il settore delle motonavi, le crociere e quant'altro, che molte volte sui decreti del turismo vengono nominati e vengono finanziati. Ad esempio adesso ci sarà un finanziamento di 500 milioni di euro per 13.000 aziende, però questi vengono finanziati a agenzie viaggi e tour operator, che come dicevo prima hanno spese però un po' più limitate. C'è tutta una parte del settore turismo che è quello dei viaggi in pullman, dei noleggiatori, che lì il capitale c'è, ci sono mutui leasing che ripartono da questo mese, per cui ci saranno tour operator, noleggiatori che si troveranno ogni mese la ripartenza del mutui leasing con anche belle rate mensili, dopo 2 anni che non hanno preso nulla. Per cui il decreto viene fatto per il turismo, però dobbiamo capire che il codice tecnico del turismo non sono solo agenzie viaggi e tour operator, ci sono anche tutte altre fasce che non vengono prese in considerazione e che bisognerebbe, anzi hanno assolutamente più bisogno di avere attenzione. Ecco, e questo è un tema importante. Volevo passare la palla a Cucuccio, ma mi dicono che si è scollegato, lo invito a ricollegarsi, adesso lo contattiamo perché, ecco, lei è anche imprenditore, dirige 2 palestre, quindi mettiamoci dentro anche il fitness. In questo caso, ad esempio, servirà il Green Pass, il Super Green Pass per entrare in palestra, e anche in questo caso avete paura che possano esserci disdette, avete paura che insomma il settore possa essere notevolmente intaccato? Allora, guarda, io sono presidente di 2 società, Virtus Box, sono 2 palestre di pugilato, per cui uno degli sport da contatto, logicamente contatto per eccellenza, esatto. Esatto. E per quanto riguarda il Green Pass abbiamo una differenziazione d'età, nel senso che noi facciamo corsi sia maschile che femminile dai 6 anni in su, per cui fino anche ai 50 anni. Abbiamo la fascia d'età superiori ai 18 anni che non abbiamo avuto grandi problemi. Logicamente abbiamo le cancellazioni, chi non viene, per cui hanno disdetto abbonamenti, cose di questo genere, però dai 18 anni in su ancora si riesce ad operare. Il problema sorge dai inferiori ai 18 anni, dove giustamente c'è una famiglia che ancora non se la sente di vaccinare il bambino di 11 anni piuttosto che la ragazzina di 16, e allora alcuni corsi in quell'ambito di età li abbiamo sospesi momentaneamente, questo sicuro. Anche in questo caso ci sono le bollette da pagare per mantenere delle strutture comunque attive, voglio dire, e con i costi, con i rincari, no? di luce. Sì, ci sono i costi, ci sono gli affitti, ci sono le bollette, c'è l'affiliazione, perché comunque noi siamo affiliati alla Federazione Pugilistica Italiana e per garantire all'atleta l'assicurazione e tutto quello che ci vuole anche l'affiliazione che ha anche il suo costo. Per cui diciamo che io comprendo 2 settori fantastici nella vita, per quello viaggiare e lo sport, però in questi anni non è molto bello. Senta, ha dovuto lasciare a casa qualche suo dipendente? Allora, questo è un discorso molto particolare. Noi abbiamo tuttora tutti i dipendenti in cassa integrazione, a parte qualche autista che riusciamo a fare qualche servizio, allora quelli no.
Quello che a me preme, essendo la nostra come agenzia viaggi noleggio pullman azienda da più di 40 anni, abbiamo un rapporto molto familiare anche con i nostri dipendenti e quello ci teniamo molto. Questo è l'argomento in cui faccio il maggior appello. La nostra cassa integrazione per il turismo e anche per gli altri settori è scaduta il 31 di dicembre. Siamo il 17 di gennaio e noi ancora ad oggi non abbiamo nessuna informazione se la cassa integrazione continuerà o si termina. Noi piuttosto di aiuti monetari che comunque servono, noi come agenzia chiediamo la cassa integrazione. Noi non ci sentiamo assolutamente di lasciare a casa i nostri dipendenti, con tutto poi quello che può gravare anche sulle famiglie dei nostri dipendenti. Però adesso come adesso magari limitatamente si potrebbe reintegrare qualche dipendente, ma sicuramente qualcuno resterà a casa. Alcuni hanno già cambiato lavoro e ci sta in accordo, tutto nel buon senso, insieme abbiamo deciso che giustamente avevano, perché quella cassa integrazione comunque non è che riescono a vivere, alcuni hanno già cambiato lavoro, sempre in accordo nella speranza di tornare il prima possibile. Però per quelli che ancora abbiamo, noi chiediamo veramente di prolungare la cassa integrazione perché è improponibile, assolutamente. Non sapere niente il 17 di gennaio su una cosa già scaduta a fine anno, penso che sia l'assurdità. Una follia, assolutamente, esatto. Che metterebbe in difficoltà chiunque. Romina, andiamo in pubblicità, le chiedo di attenderci, intanto vedo di riuscire a recuperare il nostro ospite che si è scollegato. A tra poco. Grazie. In onda stiamo dando spazio a due settori pesantemente colpiti da questa pandemia, ormai da 2 anni in sofferenza, quelli insomma i cui il governo ha anche un po' riservato le briciole dei ristori, che oggi stanno facendo molta fatica a ripartire, il settore dei viaggi e quello del fitness. Allora l'abbiamo recuperato al telefono Sandro Cucuccio, imprenditore del fitness, è del gruppo Elan Vital e quindi ha 4 centri fitness ma anche insomma palestre. E lei, Sandro, ha fatto una proposta innovativa per quanto riguarda il mondo del fitness, l'SOS per salvare queste realtà che sono in sofferenza. Buongiorno innanzitutto. Buongiorno a tutti quanti voi. Allora, voi avete fatto la proposta di un bonus fitness come quello termale e la defiscalizzazione degli abbonamenti. Ci spiega brevemente di cosa si tratta? Certo che sì. E in questo momento il mondo nostro è stato abbastanza colpito dalla pandemia, di conseguenza ci sono pochissimi clienti, si parla di una riduzione che va dal 40% quando va tanto bene fino appunto dell'80-90% di assenze, di mancati rientri. Ecco quindi la necessità di mettere liquidità per cercare di far fronte alle passività che stiamo contraendo ormai da 2 anni, perché 2 anni che i centri fitness non solo di Padova ma anche dell'Italia intera, perché sono in contatto con i vari titolari attraverso dei gruppi che abbiamo costituito, per cercare di contrastare questa difficoltà abbiamo proposto al governo in una conferenza stampa tenuta la settimana scorsa di fare come per le terme, un voucher da dare ai cittadini che devono consumare, che possono consumare immediatamente nei nostri centri. Questo ci permetterebbe di far rientrare una parte della clientela e comunque di mettere liquidità. La seconda parte invece, della proposta che noi abbiamo fatto e abbiamo avanzato è più a lunga scadenza e si tratta di defiscalizzare, cioè permettere ai clienti dei centri fitness di detrarre interamente la quota degli abbonamenti che vanno ad investire dalla loro dichiarazione dei redditi. Questo per un periodo di 2 anni. Questo consentirebbe al nostro mondo di riprendersi e di cercare di andare avanti, perché consideriamo che ormai molte palestre, molti centri fitness, molte piscine hanno chiuso
e per tutti gli altri invece le passività maturate sono veramente molto ingenti. Tra l'altro lei in questo suo SOS in qualche modo lanciato a nome di tutti i colleghi è riuscito a raccogliere anche l'approvazione della politica, perché anche la senatrice Daniela Sbrollini ha detto insomma dobbiamo far arrivare a Roma queste richieste, è necessaria una riforma perché il mondo dello sport ad oggi non è visto come una priorità. Poi avete coinvolto anche il consigliere regionale Elisa Venturini, il presidente del CONI Veneto Dino Ponchio, quindi è possibile ipotizzare che a partire da questo grido di allarme si possa arrivare a far cambiare le cose anche a livello strutturale, magari ad attrarre i fondi del PNRR per lo sport, secondo lei? Arrivare fino al PNRR non lo so, sarebbe un bello auspicio. Sarebbe di sicuro venerdì mattina della settimana scorsa abbiamo fatto questa conferenza stampa, questo SOS salva la palestra al centro fitness salva la salute, perché c'è una correlazione diretta tra attività fisica e salute dell'essere umano. Ecco, la cosa molto bella è che c'erano rappresentati tutti i gruppi politici, perché non c'era solo la senatrice Sbrollini, ma c'erano anche l'onorevole deputato Raffaele Raduzzi, il gruppo misto, poi in collegamento telefonico ci ha raggiunto il senatore Endrizzi del Movimento 5 Stelle, ma abbiamo avuto anche Elisa Venturini e Enoch Soranzo come consiglieri regionali, e poi c'era appunto come il presidente dell'Asco Padova Patrizio Bertin, l'assessore Bonavina, insomma un parterre multicolore, possiamo dire così. Sì. E tutti quanti hanno contribuito e contribuiranno per cercare di portare avanti queste proposte che abbiamo fatto. Ecco, si sono ritrovati uniti nel testimoniare che l'attività fisica è strettamente necessaria alla salute, che il nostro mondo è stato completamente dimenticato e che noi siamo degli imprenditori che in qualche modo hanno contribuito e vorrebbero ancora contribuire per la salute del cittadino. Certo. Quindi auspichiamo veramente che queste nostre richieste arrivino a Roma e che da Roma partano dei segnali positivi di un cambiamento di tendenza. Ad oggi noi abbiamo ricevuto solo dei ristori, one shot, delle piccole iniezioni di liquidità, ma do dei numeri se lei mi permette. Sì. Il mio centro, la mia struttura ha ricevuto dal governo centrale 2.500 euro, noi stando chiusi spendiamo 45-50 mila euro. I 2.500 una tantum, una volta solo, e noi spendiamo stando chiusi 50.000, quando apriamo i costi salgono ma lavoriamo in perdita. Quindi diciamo i ristori sono completamente inadeguati e insufficienti, sono stati inadeguati e insufficienti. Vabbè, insomma, lo dicono i numeri ed è evidente, grazie, perché noi ovviamente se riusciamo a dare numeri concreti riusciamo anche a dare ai nostri telespettatori la misura dell'emergenza, un ristoro di 2.500 euro contro spese che arrivano fino ai 50.000 euro. Sandro, grazie per essere stato con noi, ovviamente se ci dovessero essere delle risposte all'appello lanciato da lei e appunto dalla politica, noi siamo qui a disposizione. Sandro Cucuccio, imprenditore del fitness, arrivederci, grazie. Grazie, arrivederci a voi, buona giornata. Buona giornata. Allora, Romina De Marchi, torniamo nel Trevigiano, ha sentito la defiscalizzazione ad esempio degli abbonamenti, potrebbe essere una buona proposta? Allora, sicuramente può essere una buona proposta per quanto riguarda lo sport. Come nel nostro settore appunto è stata approvata con il discorso anche il buono per quanto riguarda i centri benessere, i centri termali, e non ha avuto questo gran successo, perché comunque la base, come abbiamo detto prima, c'è sempre la tensione, c'è sempre la paura del cliente. Nello sport è diverso, perché comunque una persona può andare in palestra tranquillamente, avere il suo spazio col distanziamento e praticare tranquillamente il proprio sport. Allora noi cercheremo anche un po' di capire, no, quali saranno le nuove politiche del governo, e adesso non so se ha sentito prima, Zaia diceva la curva sembra essersi in qualche modo fermata, e questo potrebbe essere una buona notizia per raccontare insomma che potremmo essere in discesa dal punto di vista dei contagi, quindi forse potremmo tornare a sperare in un'estate florida come è stata quella passata, lasciandoci
lasciandoci un po' alle spalle insomma le difficoltà di questo Natale. Grazie Romina per essere state in nostra compagnia, per averci un po' raccontato, fatto la fotografia di questa realtà e di quello di cui imprenditori come lei avrebbero bisogno in questo momento. Grazie Romina De Marchi. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie, arrivederci a lei. Allora noi adesso vi facciamo vedere un ultimo servizio che è quello realizzato dalla redazione di Treviso sulle prenotazioni per fare il tampone. Abbiamo intervistato il direttore generale ieri Francesco Benazzi perché, come già succede a Padova, anche per Treviso sarà necessario, per poter effettuare il tampone, la prenotazione. Potrebbe questa novità introdotta risolvere determinate criticità che riguardano la refertazione dei tamponi? Lo scopriremo soltanto tra qualche giorno. Intanto il servizio. Covid Point presi d'assalto anche stamattina da migliaia di persone in coda per il tampone, una situazione non più gestibile, tanto che l'azienda sanitaria ha deciso di cambiare sistema e regolare l'accesso solo con prenotazione. Ci siamo resi conto che è bello l'accesso libero, ma se l'accesso libero è un flusso continuo, cosa che non è, per cui già dalla prossima settimana stiamo pensando di organizzare tutto su una piattaforma e la gente si prenota il tampone. Se poi vedremo che qualcuno non trova posto nella prenotazione nei giorni, allora amplieremo l'orario dei tamponi anche fino ad arrivare alle ore 24. Il nuovo sistema dovrebbe essere operativo da mercoledì prossimo. L'altro grande problema che sta creando non pochi disagi ai cittadini è quello dei tempi di comunicazione dell'esito del tampone, problema accentuato negli ultimi giorni dall'altissimo numero di test, anche molecolari, che vengono effettuati. La soluzione potrebbe essere quella che l'Emilia-Romagna sperimenterà tra pochi giorni, quella cioè dell'autotesting riservato ai vaccinati, proposta che il Veneto, con il metodo ideato dal dottor Rigoli, aveva avanzato mesi fa. Siamo antesignani, siamo noi che abbiamo inventato questo e non l'Emilia-Romagna. Il problema è che quando fu proposto dalla Regione Veneto non fu accettato dal CTS nazionale. Potrebbe essere un'idea geniale perché eviterebbe tanti disagi ovviamente ai lavoratori, a chi deve fare le code, ai genitori, a tutti, e contemporaneamente darebbe a noi la possibilità di utilizzare il nostro personale per i centri vaccini. L'obiettivo è quello di aumentare la copertura vaccinale con le terze dosi. Sono 80.000 nella Marca le persone che devono ancora farla ed accelerare con la vaccinazione dei bambini. E dopo il successo dell'Open Day di questo fine settimana, dedicato alla fascia 5-11 anni, l'esperimento verrà ripetuto ogni weekend. Ogni sabato e domenica cercheremo di fare dei Vax Day 5-11 anni proprio per raccogliere il maggior numero di adesioni da parte di minori e soprattutto ovviamente dei genitori. Ecco, allora avete sentito, anche Benazzi lo ha detto, ma è stato confermato anche oggi in conferenza stampa dal presidente Luca Zaia. Gli Open Day per i bambini, quindi dai 5 agli 11 anni, per le vaccinazioni saranno riprogrammati anche il prossimo weekend, e così per tutti i weekend, proprio perché hanno avuto un ottimo successo. Sono centinaia di bambini che si sono presentati alle ULSS durante il weekend con i loro genitori, che hanno in taluni casi approfittato anche per fare la prima dose, quindi sicuramente un'idea vincente che dunque per questo verrà replicata. Manca un minuto alla chiusura, quindi posso darvi nuovamente il sondaggio di questa sera a Ring. Si parla di Presidente della Repubblica, il centrodestra Berlusconi al Quirinale è giusto, lo 0422 16 26 691 per il sì, 0422 16 26 690 per il no. Dunque questo è il sondaggio, l'esito ovviamente del sondaggio verrà rivelato questa sera durante la puntata di Ring, in onda alle 21:15. Io ringrazio Renato Capoia, Italo Marao per la regia, vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia. Vi ricordo che l'informazione torna questa sera a partire dalle 18:30 con il TG del Veneto, poi TG Venezia e in ultima battuta 19:30 TG Treviso. Grazie per essere stati in nostra compagnia, buona giornata, arrivederci.